Lo accendo. Buongiorno a tutti, benvenuti, benvenute a Ugualmente, un evento organizzato da Psiche 2000, organizzazione di volontariato, con il patrocinio del Comune di Vittorio Veneto e la collaborazione del Liceo di Scienze Umane Marcantonio Flaminio di Vittorio Veneto. Ci troviamo all'interno dell'aula magna del campus San Giuseppe, che ringraziamo per l'ospitalità e la collaborazione. Stiamo trasmettendo in diretta sui canali Facebook e YouTube dell'Associazione Psiche 2000, quindi salutiamo anche tutte le persone che ci stanno seguendo in videocollegamento. Parliamo di persone che ci seguono da casa, ma anche di scolaresche che ci seguono da scuola, però il saluto più caloroso va ai molti studenti e studentesse che sono presenti qui oggi in sala, e quindi vi chiedo di farvi sentire, in particolare le classi terza A e terza B dell'ITT Città della Vittoria e Vittorio Veneto, che sono questi. Okay.
con i loro insegnanti e con la dirigente che ci raggiungerà a breve, la dottoressa Susanna Picchi, e poi ci sono le classi quinta A, quinta B, quinta C, quarta A, quarta B e terza C del Liceo di Scienze Umane Marcantonio Flaminio. Eccoli qua. Ringraziamo anche loro per essere presenti. Il Liceo di Scienze Umane è protagonista attivo dell'organizzazione di questa giornata, di questa intera mattinata di incontri e di relazioni, e quindi facciamo un applauso in particolare alla quinta B del Liceo di Scienze Umane, che ha collaborato attivamente per settimane per la realizzazione di questa giornata. Loro saliranno anche sul palco. Ecco, un ringraziamento, qui vorrei sentirvi nuovamente perché l'applauso di prima non si è sentito nella diretta, un ringraziamento anche per Valentina Zambon che ha suonato il pianoforte per noi in apertura di questa giornata, non so se è ancora qui, ecco, va bene anche un po' di tifo. E ancora un applauso lo chiedo per 3 studenti della quinta B del Liceo di Scienze Umane che mi raggiungono ora sul palco e mi aiuteranno nella conduzione di questa giornata. E sono Mayra, Lorenzo e Tobias, che invito a raggiungerci. Buongiorno a tutti, oggi quindi rappresentiamo la Giornata Mondiale della Salute Mentale. È un evento di grande importanza che Psiche 2000 e il Liceo delle Scienze Umane Marcantonio Flaminio ha partecipato con cura e attenzione. L'obiettivo principale di questo evento è quello di promuovere il benessere psicologico di noi giovani, quindi di noi studenti, e nell'ambito di questa giornata interverranno sia in presenza che anche in collegamento degli esperti di psicologia e del benessere mentale, e sapranno offrirci appunto degli interventi molto interessanti e molto stimolanti. Si parlerà delle nuove dipendenze, del rapporto con delle tecnologie e del rapporto del cibo con il corpo, e infatti sono argomenti molto interessanti, specialmente di noi giovani, e spero che possano appunto aiutare tutti noi. Durante la mattinata, oltre agli interventi degli esperti, tutti noi studenti potremmo rivolgere delle domande in maniera attiva e fare considerazioni da rivolgere ai relatori. Da rivolgere ai relatori. L'intenzione è infatti quella di realizzare un dialogo aperto e costruttivo con lo scopo di portare a casa qualche strumento concreto che contribuisca al nostro benessere psicologico. Non solo gli esperti, ma anche noi studenti di Scienze Umane daremo il nostro contributo in proposito. Prima di cominciare però vorremmo invitare alcune personalità sul palco e per primo vorrei chiamare la dirigente scolastica Emanuele D'Are. Buongiorno a tutti. Io veramente devo ringraziare quanti hanno permesso a questa classe, ma insomma a tutto il Liceo delle Scienze Umane, di fare questa esperienza, perché veramente questa esperienza interpreta, ho avuto già modo anche in questa sede di dirlo, interpreta il senso che noi diamo a quella che si chiamava alternanza scuola-lavoro, che oggi si chiamano percorsi di PCTO, perché permette a questi ragazzi sicuramente di confrontarsi con ambiti che a loro sono vicini, per studi ma anche per affinità, per sintonia personale, ma permette anche di restituire al territorio una collaborazione importante a cui il liceo tiene veramente tanto. Per cui io ringrazio gli insegnanti che ogni anno con dedizione si mettono in gioco in questa esperienza, e in particolare i ragazzi che veramente provano su se stessi esperienze che in classe non farebbero, quindi veramente bravi. Grazie mille. E ora invece vorrei chiamare qui sul palco Antonella Caldart, assessora al sociale del comune di Vittorio Veneto. Buongiorno anche da parte mia e benvenute. Io sono veramente contenta di condividere con voi questa mattinata, perché qui succedono delle cose che è importante condividere con la nostra popolazione, con la nostra comunità. Prima di tutto abbiamo la riprova di come alcune associazioni di volontariato, e oggi ne abbiamo
veramente una particolarmente attiva e importante, che è Psiche 2000, lavorino non solo al proprio interno, ma lavorino a favore della comunità. E questo è un elemento importantissimo per tutti, perché il volontariato anche nella nostra città è davvero alla base della convivenza civile e della crescita, in questo caso anche dei più giovani. E poi c'è il tema che si tratta oggi qui, che è il tema della salute mentale. L'edizione scorsa è stata un'edizione in cui si parlava genericamente di salute mentale. Oggi andiamo ad approfondirlo con due aspetti, come è stato appena ricordato, che sono di particolare importanza e di particolare valore per i più giovani. Quindi il secondo elemento importante è che in questa giornata viene coinvolta la scuola, vengono coinvolti i ragazzi e vengono coinvolti su argomenti che senza dubbio sono di loro interesse personale, ma anche in una prospettiva di lavoro. Quindi i giovani oggi diventano attivamente presenti sia nella collaborazione con questa associazione di volontariato, quindi vengono a conoscere anche cosa fa il volontariato, però vengono a conoscere anche che cosa veramente può essere utile per se stessi, ma anche, ripeto, per il loro futuro lavorativo. Oggi quindi non parliamo solo di salute mentale in generale, ma entriamo nel tema delle dipendenze, sia le dipendenze da tecnologia, sia le dipendenze o comunque le malattie legate alle dipendenze da cibo, e questi sono tutti elementi che noi adulti a vario titolo cerchiamo di darvi, perché voi sappiate sempre più orientarvi. Vi diamo questa bussola, però ricordatevi che una volta in cui avrete gli elementi, avrete questa bussola per orientarvi, il timone poi sta a voi. Quindi in questo mondo pazzo è molto importante che voi abbiate degli elementi che vi permettano veramente di crescere, di diventare adulti consapevoli del vostro ruolo. Quindi buon lavoro a tutti e grazie per il... Grazie mille. Ora, come ultima personalità, vorrei chiamare qui sul palco Maria Teresa Denardi, che è presidente dell'associazione Psiche 2000, che ci ha aiutato a svolgere questo compito. Grazie mille. Buongiorno a tutti e benvenuti. Io porto i saluti anche della dirigenza della nostra ULSS, la dottoressa Tozzini, che non ha potuto essere qua stamattina, e anche del dottor Rigoli. Detto questo, volevo ringraziare sicuramente la scuola che ci ha permesso questo evento, e la IAM che da tanti anni ci supporta in queste cose. Quello che volevo dire è l'esperienza che abbiamo fatto noi come associazione. Oltre alle nostre tante attività, abbiamo un gruppo di teatro che da ben 18 anni opera su questo territorio, e quest'anno abbiamo lavorato con gli studenti di Treviso, di Castelfranco, di Conegliano e anche di Vittorio Veneto, della vostra scuola, con la classe l'anno scorso, l'anno scolastico, che era la quarta B, adesso sono in quinta. Lavorare con i giovani è una cosa bellissima, perché non hanno pregiudizi, cosa che purtroppo nella malattia mentale esiste ancora ed è molto pregnata. Invece con i giovani devo dire la verità che, a parte i primi 10 minuti di diffidenza normale, diventa sempre una festa. Quindi grazie a tutti voi, e in modo particolare però l'esperienza più bella che abbiamo fatto, più significativa, è stata accogliere nel nostro gruppo 5 ragazzi che sono venuti appunto nel mese di giugno, di luglio e anche parte di agosto. E devo fare i complimenti alla scuola, perché educati, gentili,
guardate, non so neanche come definirli. Dicevo prima appunto alla vostra dirigente, queste dovrebbero essere le cose scritte a lettere cubitali sui giornali, non sempre parlare in maniera negativa dei nostri giovani. Siete davvero stati bravissimi, perché noi abbiamo passato veramente giornate splendide in vostra compagnia. Parlo di 5 ragazzi che ho conosciuto, ma sicuramente sarete tutti così, quindi complimenti a tutti, buona giornata e grazie alla professoressa Gregoris che ci ha fatto fare questa esperienza e all'assessore nostro che ha avuto l'idea appunto di questo progetto. Quindi grazie a tutti e buona giornata e buona scuola. Grazie Maria Teresa De Nardi, grazie Antonella Caldart, grazie Emanuela Darè. Allora, come si svolgerà questa mattinata? Noi avremo 3 interventi di 4 persone esperte nei temi che vi sono già stati illustrati, a breve saranno presentati, però prima di cominciare ci sarà il racconto di questa esperienza che ha citato poco fa la Presidente, quindi la quinta B a breve salirà sul palco per raccontarvi quello che hanno fatto. È una testimonianza non solo di un'esperienza di PCTO che è prevista nel curriculum scolastico, ma proprio di contatto umano, un'esperienza formativa a cui i ragazzi e le ragazze hanno partecipato. Quindi il messaggio è non solo vi presentiamo quello che abbiamo fatto, ma anche vi apriamo la strada per chi di voi vuole fare esperienze simili all'interno della scuola o come volontari in questa associazione. Durante gli interventi degli esperti voi vedrete che qui c'è un tavolone con la tovaglia rossa dove ci sono degli studenti che elaborano delle domande, dei commenti, delle osservazioni da rivolgere agli esperti. A questa operazione siete tutti invitati se volete, quindi basta che vi alziate o che alziate la mano, perché gli studenti raccoglieranno anche le vostre domande e quindi ci sarà una seconda parte degli interventi degli esperti che sarà interattiva, quindi vi invitiamo proprio a partecipare attivamente se avete qualche dubbio, qualche domanda, qualche osservazione da fare. Bene, allora adesso vi chiedo ancora un applauso per i ragazzi e le ragazze della quinta B, che l'anno scorso erano in quarta B, del liceo di Scienze Umane, che hanno fatto questa esperienza e che avranno ora uno spazio per raccontare com'è andata. Venite pure, vi lascio il microfono, la regia ora trasmetterà le immagini. Buona presentazione. Grazie Marco per la parola, grazie mille per l'opportunità e aspettiamo il PowerPoint. Eccoci qua, perfetto. Bene, io sono Edoardo e oggi presento il progetto della classe quinta B Scienze Umane del liceo Marcantonio Flamminio. Progetto Salute Mentale, vedete, esperienza del teatro. È un progetto che abbiamo realizzato in collaborazione con l'associazione Psiche 2000 di Vittorio Veneto Conigliano e con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS e anche grazie all'aiuto di IAM Servizi. Abbiamo operato con queste associazioni in un'ottica di solidarietà, di integrazione e comunicando soprattutto. Però prima di partire con la presentazione delle fasi io voglio illustrarvi gli attori che hanno preso parte al progetto. Abbiamo gli utenti, che sono persone di età variabile, che hanno un disagio e a cui viene offerta loro la possibilità di partecipare a momenti ludici con lo scopo di migliorare la socializzazione. Abbiamo inseguito i volontari, ovvero persone che collaborano con le associazioni, si occupano dell'organizzazione delle occasioni di incontro. Abbiamo infine le figure professionali, abbiamo psichiatri, educatori, psicoterapeuti e psicologi che si occupano degli utenti nella programmazione e della gestione di queste attività. Prossima diapositiva, grazie. E abbiamo anche, grazie a questo progetto, abbiamo avuto la possibilità di applicare le conoscenze che abbiamo acquisito in questi anni di studio della nostra materia di indirizzo, quindi le scienze umane, con la finalità di acquisire una alfabetizzazione di base relativa ai metodi e agli strumenti che si avvalgono i professionisti della salute mentale. Quindi è stata veramente una grande esperienza. Inoltre ci siamo posti anche come altro obiettivo
l'affrontare il problema dello stigma culturale legato ai disturbi. E abbiamo discusso ampiamente di questa tematica in classe, ci sono state anche occasioni di dibattito, perché questo è effettivamente un pregiudizio che è ancora altamente diffuso all'interno della nostra società. Abbiamo poi deciso di dividere il progetto in fasi per dare un po' di ordine comunque, quindi abbiamo una fase di formazione dove abbiamo discusso in classe dei concetti di benessere psichico, disturbo e anche le possibilità terapeutiche correlate ad esso. Abbiamo inseguito una fase di tipo operativa dove abbiamo partecipato ai laboratori offerti dall'Associazione Psiche 2000, dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS, e abbiamo partecipato anche a un progetto di teatro chiamato Gli Stravaganti, che è gestito dalla regista, dalla psicoterapeuta Francesca Bornello, da Annalisa Lovat, da Eleonora e anche importante citare Maria Teresa Denardi, presidente dell'Associazione Psiche 2000, e anche i numerosi volontari, quindi ringraziamo tutti calorosamente. Abbiamo dopo la fase, rimaniamo sempre sulla fase operativa, abbiamo deciso di stilare un dossier dove abbiamo riportato le nostre esperienze, le nostre osservazioni comunque, e abbiamo deciso anche di descrivere le singole attività che abbiamo svolto sia a febbraio sia anche durante il PCTO estivo, però comunque ci saranno i miei compagni che approfondiranno meglio le varie fasi. Io vi limito a dare una semplice descrizione, e abbiamo anche riportato le finalità di queste attività, il loro significato, e dopo abbiamo una fase di analisi e valutazione dell'intero percorso dove abbiamo elencato gli aspetti positivi, le eventuali criticità e i punti di miglioramento. Quindi io adesso passo la parola alla mia compagna Lenia, che descriverà nel dettaglio le fasi. Prego Lenia. Buongiorno a tutti. Innanzitutto questo progetto ha cominciato con una fase di formazione, quindi con l'aiuto degli esperti. A partire con la dottoressa Carola Tozzini abbiamo approfondito la salute mentale, di cosa si tratta e i suoi vari aspetti. Come l'Organizzazione Mondiale della Sanità la definisce, la salute mentale non è una semplice assenza di malattia, ma si tratta bensì di uno stato di benessere psicofisico in cui l'individuo può svolgere le normali attività di tutti i giorni, affrontando il normale stress e i problemi quotidiani. È uno stato in cui l'individuo può realizzare il suo potenziale e affrontare il normale stress della vita, appunto, e lavorare in maniera produttiva, fruttuosa e apportando anche un aiuto alla comunità. Successivamente, con il dottor Biasini e la dottoressa Antonella Berardi, a partire da un paio di video proposti, che sono stati successivamente oggetto di interesse per una successiva riflessione, abbiamo approfondito due concetti fondamentali, ovvero quello della depressione, le sue cause, i suoi effetti, e anche sull'uso e abuso inadeguato di questa parola. Successivamente abbiamo anche discusso sulla normalità, su che cosa noi definiamo normale e su che cosa non lo è, e ci siamo cimentati poi in una piccola attività di gruppo, sempre a partire dai video proposti. Ed infine con Maria Teresa Denardi, appunto la presidente di Psiche 2000, e Annalisa Lovat, ci hanno presentato tutti i vari laboratori e percorsi offerti dall'associazione, che non riguardano solo il teatro, ma anche la cucina, attività di psicofitness, il giornalismo, senza però rivelarci dettagli sulla giornata immersiva che saremo andate a svolgere a teatro. Passo ora la parola alla mia compagna che vi illustrerà la fase operativa. Buongiorno. Io vi parlerò appunto della fase operativa di questo laboratorio. Importante dire che il laboratorio di teatro degli Stravaganti, gestito e organizzato dalla psicoterapeuta e regista Francesca Bornello, in collaborazione anche con degli operatori volontari, è caratterizzato da numerose attività alle quali noi ragazzi della classe quinta B Scienze Umane abbiamo avuto il piacere di partecipare in modo attivo e coinvolgente durante un incontro che si è svolto il 10 febbraio del 2023.
Questa esperienza ha suscitato in noi una moltitudine di sensazioni positive. In particolar modo abbiamo notato come questo gruppo trasmettesse un senso di spontaneità e vivacità e come grazie alla sensibilità che hanno avuto nell'accoglierci ci siamo fin da subito sentiti integrati e liberi di esprimerci senza paura di alcun giudizio. Inoltre, una delle cose più belle che abbiamo riscontrato da questa esperienza è come fosse diventata fin da subito impercettibile la differenza che c'era tra noi e gli attori. Vorrei parlare ora velocemente di un'attività che ha caratterizzato questa esperienza, che abbiamo deciso di soprannominare Cattura lo sguardo. Questa attività era integrata da un sottofondo musicale e durante il gioco l'intero gruppo era disposto in cerchio. Una persona alla volta doveva cercare di catturare appunto lo sguardo di qualcun altro e la sua attenzione, proponendo anche un movimento di ballo che quest'altra persona recepiva e a sua volta imitava. Così facendo entrambi si muovevano e si avvicinavano l'uno all'altro fino a raggiungere il centro del cerchio composto dagli altri compagni, per poi tornare ad allontanarsi e prendere ognuno il posto dell'altro. Le finalità principali di questa attività erano sciogliersi attraverso appunto questa danza, mostrando anche comunque senza paura la propria personalità, ma anche un proprio lato più giocoso e spontaneo. Inoltre si iniziava a entrare in contatto con il gruppo e si iniziava a prendere confidenza con se stessi e con gli altri e a integrarsi con comunque persone sconosciute e con caratteristiche comunque diverse dalle nostre. Inoltre, alcuni di noi hanno avuto anche l'opportunità di partecipare a questo laboratorio di teatro durante i mesi estivi di giugno e luglio, nei quali proponevano sia attività nuove, ma anche comunque attività che avevano delle varianti rispetto a quelle che avevamo svolto durante la giornata di febbraio. Ciò ha permesso a noi studenti sia di ampliare comunque il nostro interesse verso il teatro, ma anche di approfondire attraverso questa attività la conoscenza con il gruppo, ottenendo anche una visione più completa di quella che era la gestione e l'organizzazione di questa attività e anche delle loro finalità. Un'altra attività che abbiamo svolto invece durante questa esperienza estiva e che ci è rimasta particolarmente impressa è un gioco che abbiamo soprannominato Le Statue. Questa attività era anch'essa integrata da un sottofondo musicale e si svolgeva a coppie. All'interno della coppia i ruoli si alternavano continuamente. La prima persona doveva spostare delicatamente l'altra, facendogli raggiungere una posizione che fosse differente da quella che aveva in partenza, per poi anche lui mettersi in posa, toccando con almeno una parte del proprio corpo l'altro membro, l'altro compagno. Successivamente c'era questo momento di blocco dell'immagine nel quale potevamo veramente vedere come essi simulassero delle vere e proprie statue viventi. Successivamente l'esercizio riprendeva, i ruoli si alternavano e continuava così fino alla fine appunto della canzone. Le finalità principali di questa attività erano creare comunque fiducia e sintonia tra le due persone, ma anche riuscire a creare un senso di rilassatezza che portasse a eliminare in maniera momentanea eventuali preoccupazioni e ansie. Infine, noi ragazzi della classe quinta B Scienze Umane abbiamo creato un dossier nel quale abbiamo parlato in condivisione della nostra esperienza personale, quindi di tutte quelle attività che abbiamo svolto, delle loro finalità, ma anche di tutte quelle emozioni e sentimenti che ha portato in noi, che ha fatto nascere in noi. Passo ora la parola alla mia compagna Veronica. Buongiorno, io appunto vi parlerò della fase di analisi e valutazione. Durante queste attività fin dall'inizio ci hanno aiutato a ridurre gli stereotipi e i pregiudizi nei confronti delle persone con cui stavamo lavorando. Anche da parte mia inizialmente c'era del timore nel non riuscire a approcciarmi nel modo adeguato con queste persone, ma già dalle prime attività mi sono ricreduta e sentita subito a mio agio.
Per tutto il progetto c'è stata la libertà di esprimersi senza sentirsi giudicati, perché comunque ci trovavamo in un luogo sicuro. Questo ci ha permesso di collaborare e lavorare in gruppo senza difficoltà, aiutandoci anche ad acquisire strumenti utili all'approccio terapeutico. Lavorare in un ambiente così familiare ci ha fatto notare che dopo le attività abbiamo avuto sensazioni positive in termini di salute e benessere, sia psicofisico che personale. Queste sono alcune delle nostre sensazioni dopo le attività. L'esperienza vissuta quel giovedì è stata strabiliante, se devo definirla in qualche modo. Ora lo spiego. Strabiliante è una cosa che ti fa stropicciare gli occhi, una cosa inaspettata. Ecco, metaforicamente parlando, posso dire che la mia anima si è stropicciata agli occhi ed è stata positivamente colpita da quello che ha vissuto in quelle ore. Consiglio questa esperienza a chiunque, soprattutto perché ha bisogno di sentirsi accolto e compreso, perché si percepisce veramente un senso di accettazione per come si è realmente, senza nessun timore di essere giudicati. In ambito scolastico è fondamentale costruire percorsi didattici che stimolino la creatività e valorizzino il potenziale espressivo di tutti gli alunni, ed in particolare quelli che si confrontano con qualche forma di malessere. È stato un vero e proprio esempio di inclusione. Forse ho ricevuto di più di quello che ho dato. Grazie a questa esperienza mi sono accorta di come siano gli occhi a vedere la diversità e come, una volta chiusi, non si percepisca per nulla. Ci siamo immersi in esercizi di fiducia in se stessi e anche negli altri. All'inizio ammetto di essere stata abbastanza titubante nel lasciarmi coinvolgere dallo spirito di allegria che alleggiava in quel salone, ma già dopo i primi esercizi sembrava di conoscere ogni utente del laboratorio teatrale da una vita. Passiamo ora ai ringraziamenti. Vogliamo ringraziare la Presidente di Psiche 2000 Maria Teresa Denardi, le volontarie Annalisa Lovat, Federica Antoniazzi e Sonia Piccin e le operatrici del CSM, Graziella Zanet e Eleonora Colodet. Inoltre un ringraziamento anche agli stravaganti e agli aspiranti tali, Sonia, Linda, Sara, Asia, Antonello, Camilla, Lucio, Ryan, Fabio, Jamila, Bruno, Lorenzo, Carla, Elena, Enrico, Tobias, Donatella, Veronica, Graziella, Anna, Giulio, Mayra, Pietro, Damiano, Enzo, Chloe, Francesca, Rachele, Federica, Edoardo, Annalisa, Alenia, Eleonora, Sebastian, Maria Teresa, Gaia, Alberto, Giada, Niccolò e Anna. Inoltre volevamo ringraziare la nostra professoressa Alessandra Gregoris per averci accompagnato e proposto questo progetto. Passo ora la parola a Marco. Grazie ragazzi. Facciamo ancora un applauso mentre scendono. Non so, voi è stato veramente un momento molto bello e speriamo che questa sia, oltre che una relazione scolastica, soprattutto una testimonianza che faccia venire voglia anche ad altri di fare esperienze di questo tipo. Bene, allora è insieme a me Lorenzo perché adesso presenteremo il primo intervento dei primi due esperti della mattinata. Il loro intervento durerà circa una quarantina di minuti. Seguiranno le vostre domande e le vostre osservazioni se vorrete farle. Quindi vi rinnovo l'invito ad alzare la mano per fare qualche domanda, ci avvicineremo noi per raccoglierle per iscritto, oppure potete alzarvi e avvicinarvi al tavolo. Lascio la parola a Lorenzo che presenta l'incontro e anche i relatori.
Il secondo contributo della giornata si intitola Oltre lo schermo, decifrare l'impatto di internet e dei videogiochi sulla salute mentale, e sono con noi per parlarci di ciò la dottoressa Martina Agnoli, psicologa e psicomotricista IM, e il dottor Marco Grollo, educatore, formatore e fondatore dell'associazione MEC, Media Educazione e Comunità, che invitiamo a salire sul palco. Martina Agnoli è psicologa dello sviluppo e dell'intervento della scuola e psicomotricista riconosciuta specialista nell'aiuto somatopsichico al bambino presso l'EIA, École Internationale Couturier. In IM è responsabile dei servizi scolastici e educativi per l'infanzia, dei servizi e dei servizi di sostegno psicologico. Si occupa di sostegno alla genitorialità, percorsi educativi, di aiuto e terapeutici in piccoli gruppi o individualizzati per bambini del nido, della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, percorsi individuali e di gruppo per bambini e ragazzi con difficoltà negli apprendimenti, nel comportamento e in situazioni di svantaggio socioculturale. È responsabile dell'area infanzia IM e dei percorsi di pratica psicomotoria secondo il metodo Couturier. È consulente di istituzioni pubbliche e scolastiche sul tema infanzia. Tiene conferenze per genitori, insegnanti ed educatori. Con IM fa parte del comitato scientifico del Festival Educhiamoci. Un applauso. Marco Grollo, educatore, formatore e fondatore dell'associazione MEC, si interessa ai media da molti anni, studiandone le logiche interne, i meccanismi di funzionamento e gli effetti educativi e sociali. Realizza percorsi in cui bambini, ragazzi, genitori e insegnanti possono ragionare sui media e capire quali siano i modi in cui ci condizionano. Collabora con università, associazioni, reti di comunicazione, comunità, pediatri e molte altre realtà allo scopo di imparare insieme ad utilizzare i media in modo consapevole, creativo e divertente. È autore con MEC dei libri Pediatri Custodi Digitali, la prima guida per i pediatri di famiglia sull'educazione digitale familiare della nascita, e Crescere con gli schemi digitali, guida essenziale per genitori connessi. Un applauso. Lasciamo loro la parola. Lasciamo loro la parola e buon incontro. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, sediti pure. Io mi siedo che sono pigro, mi siedo. Lascio parlare lei per prima. Allora, io, come avete sentito, sono una psicologa dello sviluppo e una psicomotricista. Questo significa che lavoro principalmente con i bambini e mi occupo in particolare della salute psichica del bambino, che si esprime, che si rappresenta attraverso le vie del corpo, del gioco e dell'azione. Quindi diciamo quello che io questa mattina vi porterò all'interno del tema dell'impatto di internet e videogiochi sulla salute mentale parte proprio dalla mia esperienza, prende avvio un po' dalla mia esperienza lavorativa, e in particolare cercherò di spiegarvi quali sono le conseguenze che un uso eccessivo e sregolato di questi strumenti possono avere sul gioco spontaneo del bambino, che non so se voi lo sapete, ma è uno strumento fondamentale per lo sviluppo e la crescita sana del bambino. E, intanto vorrei proprio partire da un punto fondamentale. Stiamo parlando di un problema di salute e troppo spesso questo non viene considerato. Voi prima nella presentazione avete giustamente ricordato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute non come un'assenza di malattia, ma come un completo benessere sul piano fisico, mentale, sociale, addirittura spirituale.
E se noi andiamo a guardare l'utilizzo smodato di internet, degli schermi, dei device, ci accorgiamo che in effetti vanno ad impattare a tutti questi livelli, perché a livello fisico c'è una produzione di tutta una serie di sostanze che cambiano, proprio modificano l'assetto neurobiologico della persona. Questa attivazione porta di conseguenza anche a livello mentale un impatto, perché molto spesso si viene a creare una dipendenza, e quando noi siamo dipendenti da qualcosa non stiamo bene, perché nel momento in cui quel qualcosa ci viene a mancare avvertiamo proprio un senso di disagio e di malessere. E poi a livello sociale è facile capire che quanto più noi utilizziamo gli schermi e tanto più non riusciamo a implicarci e a coinvolgerci nella relazione con gli altri. Quindi vedete che già solo per questi aspetti dobbiamo considerare questo tema un problema di salute, e tante persone non lo sanno, lo prendono forse con un po' più di leggerezza. Detto questo, vi riguarda questo problema? Io non vi parlo come fruitori degli schermi in prima persona, perché voi siete un po' più grandi dei bambini, però io penso che nell'ambito, insomma, di questa giornata, il cui obiettivo è un po' la prevenzione, questa tematica vi riguardi per almeno 2 motivi. Intanto perché la maggior parte di voi ha scelto un percorso di studi che molto probabilmente lo porterà ad occuparsi dell'essere umano, e quindi è necessario sapere che cosa fa parte della salute dell'essere umano. E poi perché anche nel caso in cui cambiaste idea, o per chi fa tutt'altro, insomma, nella vita, anche se decideste di fare un altro lavoro, molto probabilmente un giorno sarete genitori. E ai genitori questo problema, questa questione deve importare moltissimo. Oggi troppi genitori non prendono sul serio la questione dell'utilizzo dei device e permettono l'uso ai bambini molto presto e anche spesso in autogestione. E però questo ha tutta una serie di conseguenze. Quindi che tipo di genitori vorrete essere? Questa è un po' la prima domanda. Innanzitutto i genitori devono poter dare un buon esempio. I nostri bambini, i nostri figli imparano, ahimè, molto più da quello che vedono che da quello che noi diciamo loro. E quindi per esempio dovremmo chiederci, ma riusciamo a darci dei limiti nell'utilizzo del cellulare o del tablet quando siamo in casa davanti ai nostri figli? E poi una domanda ancora più importante, più profonda: a che cosa si sostituiscono gli schermi? Allora facciamo un gioco. Immaginate per un momento una situazione in cui siete da soli e vi trovate ad attendere. Può essere l'autobus per venire a scuola, può essere l'amico sotto casa, dal medico. Ce l'avete in mente una cosa? Allora, onestamente, quanti di voi in quel momento in cui sono da soli e devono aspettare, tirano fuori il cellulare e guardano i social? Alziamo la mano. Siamo tutti... Sì, è proprio così. È proprio così, perché gli schermi ci servono a riempire un vuoto, che in quel momento è un vuoto, insomma, è un'attesa, quindi un vuoto in termini di tempo, ma se ci pensate bene è anche un vuoto di relazione. Allora proviamo a ritornare ai genitori e ai bambini. Vi faccio alcuni esempi. Immaginate una mamma con un bambino neonato e questa mamma sta allattando, e mentre allatta, invece di guardare il suo bambino, legge i messaggi sul cellulare o risponde al telefono. Quel bambino in quel momento sta vivendo una privazione dello sguardo. Ne avete parlato anche voi prima. Lo sguardo è un interruttore emozionale importantissimo per la relazione. Quindi lo schermo diventa sostituto di relazione. Altro esempio, un bambino un po' più grande, 1 anno circa, non sa ancora parlare bene, però vuole comunicare con i suoi genitori, ma i suoi genitori sono impegnati a guardare la televisione. Allora il bambino vive non solo una mancanza a livello di sguardo, ma anche una mancanza a livello di ascolto, di attenzione, di comunicazione. Gli viene a mancare proprio un momento che potrebbe essere di piacere condiviso, e quindi ancora una volta lo schermo diventa sostituto di relazione.
Un ultimo esempio, un bambino ancora un po' più grande, immaginiamo un bambino di 2 anni, un periodo molto sfidante per i genitori, perché i bambini cominciano ad affermare la loro persona e quindi a volte si trovano a fare dei capricci, chiamiamoli così, anche belli intensi, e spesso i genitori si trovano in difficoltà nel dover gestire questi momenti. Allora si accorgono che se danno il cellulare, il tablet o il cartone animato, il bambino subito si calma. Però in quel momento non solo stanno perdendo l'opportunità di essere per il loro bambino un aiuto importantissimo, fondamentale alla sua regolazione emotiva, ma stanno anche utilizzando lo schermo come calmante. E questo apparentemente è qualcosa di molto che soddisfa subito il bambino, lo calma e tutto torna presto in pace. Però a quale prezzo? Le conseguenze sono molto gravi. Innanzitutto il bambino trova negli schermi delle immagini che lo attraggono moltissimo, perché sono a livello percettivo molto attrattive, colorate, in movimento, sonore, luminose, tutto ciò che proprio interessa molto i bambini. E però fa sì che la loro soglia percettiva, cioè la soglia percettiva per cui uno stimolo risulta effettivamente interessante, si alza moltissimo. Questo significa che tutto ciò che non ha quel tipo di stimolazione, quel tipo di attrazione, perde ogni interesse. Il bambino non è più interessato ad altro. Poi, fin da piccolissimi, i bambini imparano a scorrere velocemente con il loro ditino sui contenuti e quindi spesso passano da una cosa all'altra molto velocemente e in completa autonomia, e questo non permette il consolidamento di una funzione importantissima dell'attenzione, che è la persistenza sul contenuto, che è la stessa cosa che poi si ritrova nei ragazzi più grandi, forse anche in qualcuno di voi, che fa molta fatica a rimanere concentrato su un compito, perché non è che tutti hanno un disturbo dell'attenzione, un disturbo da deficit di attenzione, che è una patologia e che colpisce generalmente circa il 3-5% dei bambini in età scolare. Ce ne sono molti di più che hanno delle difficoltà di attenzione che derivano dal fatto che l'attenzione non è stata correttamente allenata. L'attenzione è come un muscolo, per funzionare al massimo deve essere allenata correttamente. Quindi livello percettivo molto alto, attenzione debole. E poi dipendenza. I bambini diventano presto dipendenti. Provate a togliere il cellulare, provate a togliere il tablet e vedrete che la frustrazione è massima. Il bambino comincia a piangere in modo inconsolabile, picchia la testa, picchia il genitore, e quindi sta proprio dimostrando di essere in una crisi quasi di astinenza, no? Quindi vedete che già solo per questi motivi potremo capire quanto è grave permettere l'uso degli schermi ai bambini molto piccoli. Ma, come vi dicevo, c'è un motivo che è più legato anche al mio lavoro e che riguarda le conseguenze che avvengono anche a livello di gioco spontaneo. Il gioco spontaneo è quel gioco che parte dall'interiorità del bambino, dalle sue emozioni, dalle sue idee, dalle sue immagini, quindi che non è in qualche modo gestito, strutturato o regolato da un adulto, quello che parte proprio da dentro di noi. Allora, se un bambino vive abitualmente le situazioni di prima e quindi gli schermi diventano per lui un'abitudine, quel bambino perde ogni interesse, per esempio, per andare a farsi una corsa, per andarsi ad arrampicare, per rotolarsi, per incontrare gli amici e decidere che gioco facciamo oggi, tu cosa fai, io cosa faccio, creare un gioco. E ahimè questo va a compromettere tutta una serie di passaggi evolutivi che invece grazie al gioco sono possibili, grazie al gioco spontaneo. Oggi sappiamo, grazie alle neuroscienze, che il nostro cervello è fatto primariamente per sentire, non per pensare. Quindi sulla base dell'esperienza che il bambino, ma ciascuno di noi fa attraverso i 5 sensi, è in grado di crearsi una rappresentazione della realtà, di se stesso e quindi dei pensieri. Cosa significa questo? Che solamente un bambino che gioca e che quindi trasforma le sue immagini in un'azione riesce a costruire
se stesso e i suoi pensieri. Un bambino che gioca è un bambino che pensa. E non è scontato che questo accada. Tra l'altro il gioco spontaneo, al di là di questo che vi ho appena detto, permette anche al bambino di rassicurarsi in merito a molte paure che vive, a molte angosce, permette al bambino di vivere anche dei momenti di frustrazione senza che questa diventi esagerata, quindi il bambino impara a cavarsela nei momenti di difficoltà. Il bambino impara anche a separare la pulsione dall'azione. Cosa significa? Che la sua azione non è più guidata da un istinto, da una pulsione, ma il bambino piano piano, mentre cresce, impara a pensare prima di fare, e questa è una cosa fondamentale per la sua crescita. Quindi è proprio dal coinvolgimento corporeo e emotivo che si struttura ogni tipo di apprendimento. Però, come vi dicevo, non è scontato che questo accada, perché ci sono dei bambini che, messi nella condizione di poter sviluppare un gioco spontaneo, ti dicono: io non so cosa fare. O se gli chiedi: quali sono le tue idee, per esempio, qualcosa che ti viene in mente, ma non lo so, io non lo so. E per questi bambini hanno un problema, perché per questi bambini l'unica possibilità è quella, se si trovano in un gruppo, di copiare quello che fanno gli altri, ma molto più spesso, se si trovano da soli, riproducono delle immagini che sono quelle che hanno visto negli schermi, e quindi, per esempio, immagini dei videogiochi, immagini dei vari video che possono aver visto nel cellulare dei genitori. Ma il problema di queste immagini è che non danno luogo a nessun gioco del tipo che vi ho spiegato prima, cioè nessun gioco che abbia un potenziale evolutivo e trasformativo. Queste immagini non permettono di pensare, non permettono nessun tipo di trasformazione, non aiutano il bambino nemmeno a rassicurarsi. Come vi dicevo prima, è una calma apparente quella offerta dagli schermi, però non è una rassicurazione vera. E il bambino soprattutto rimane imprigionato nell'emozione del personaggio che interpreta così esattamente come lo vede, e questo generalmente lo porta a muoversi continuamente e senza uno scopo. Quindi il gioco di questi bambini è in pericolo, naturalmente, così come la loro costruzione di sé come persone che stanno bene con se stesse e con gli altri. È solo attraverso il piacere che il bambino prova nel poter andare dentro di sé a pescare quelle immagini, quelle emozioni profonde, poterle trasferire in un'azione sul mondo, che il bambino sente di esistere, e quindi si può costruire come persona. Quindi è solo colpa degli schermi? No, gli schermi, abbiamo detto, sono un aggravante, perché vi ho detto, no? Sono un sostituto della relazione, quindi naturalmente alla radice del problema c'è la relazione, l'interazione. I genitori spesso non lo sanno. I genitori troppo poco conoscono non solo il fatto che devono dare il buon esempio, non solo che devono in qualche modo porsi dei limiti nell'uso degli schermi, non conoscono a sufficienza i rischi legati a questo uso, ma non conoscono nemmeno come si sta correttamente in relazione con un bambino, non perché siano cattivi genitori, ma proprio perché non sono informati. Per esempio, non sanno che c'è un periodo della vita che viene definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità i 1000 giorni d'oro, che va circa dalla gravidanza fino alla fine del secondo anno di vita, che è un periodo fondamentale, perché tutte le esperienze che il bambino vivrà in quel tempo e che noi non ci ricordiamo, in realtà non sono dimenticate, sono iscritte dentro di noi in un'altra memoria, che è una memoria somatica, che ci accompagnerà per tutto il corso della nostra vita, e quindi che determinerà più di qualsiasi altra cosa le persone che diventeremo. Quindi le esperienze di sguardo, di contatto, di attenzione, di ascolto che un bambino può fare nel primissimo tempo della sua vita sono fondamentali per costruire la sua persona, la sua identità, i suoi pensieri. Se c'è una mancanza, se il bambino vive una mancanza a questo livello, è compromessa tutta la sua formazione e la sua salute psichica. Guardate, in realtà sembra un paradosso, ma
più noi siamo dipendenti dalle cure e dall'amore dei genitori nei primi mesi, nei primi periodi della nostra vita, e più saremo in grado di sviluppare autonomia e non dipendere da niente e da nessuno nel nostro futuro. Perché tutti quanti noi nasciamo con un vuoto, ma è proprio in base a come ci riempiranno che diventeremo persone capaci di tollerare un po' di vuoto nella nostra vita, oppure persone bisognose di riempire il vuoto a tutti i costi. E qui c'è proprio la radice delle dipendenze. Quindi se noi abbiamo avuto esperienza di sicurezza, di protezione, di fiducia che l'altro per me c'è, quando cresciamo la difficoltà non ci fa più così tanta paura, riusciamo a trovare delle soluzioni in autonomia nei momenti di frustrazione. Anche la noia può assumere un'accezione positiva come uno spazio per nuove idee, nuovi pensieri, nuovi desideri. E quindi tutto questo è possibile perché abbiamo dentro di noi un fondo di piacere che non ci lascia cadere nel vuoto. Viceversa, se non facciamo questo tipo di esperienze, se viviamo una povertà relazionale, ahimè, il vuoto diventa angoscia e la nostra mente non vuole sentirsi così ed è disposta a fare qualsiasi cosa per non sentirsi così, persino elaborare una patologia. Quindi questi bambini rimangono totalmente dipendenti. È come se dentro di loro il messaggio fosse: se non c'è qualcuno o qualcosa che nel momento del bisogno mi soddisfa e subito, io da solo non so come fare, io non me la so cavare. E questo però, sì, in questo a volte gli schermi vengono in aiuto, ma come dicevamo è un aiuto apparente e che davvero funziona poco. Quindi per concludere, ritornando un po' alla domanda che vi facevo prima, no? Quanti di noi tirano fuori il cellulare? Io non sono qui per giudicarvi, per dirvi se siete o non siete dipendenti, non sono qui neanche per giudicare se i vostri genitori sono stati sufficientemente buoni, perché ogni genitore fa sempre il massimo che può per i suoi figli. Però in questa mattina dedicata alla salute mentale e alla prevenzione della patologia, io vi vorrei dire di farci caso a come riempite i vostri vuoti e cercate di riempirli con i pensieri e cercate e curate le relazioni, oggi quelle con i vostri amici, i vostri genitori, i vostri insegnanti, domani quelle con le persone di cui forse vi prenderete cura, o se sarete genitori con i vostri figli, affinché il vuoto non diventi angoscia e affinché la povertà relazionale non diventi il terreno fertile per l'insorgere delle dipendenze. Grazie. Grazie Martina. Intanto buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qui. Io farò un intervento un po' più breve, ho portato anche dei video, vi farò vedere alcune cose. Volevo collegarmi a quello che diceva Martina per darvi un quadro anche, perché lei vi ha parlato di alcune cose, ma non vi ha detto alcuni dati. Allora, le mamme in questo momento in Italia che allattano guardando lo smartphone sono il 50%, cioè non sono 2, è la metà delle mamme che allattano, ok? I genitori che hanno bambini da 0 a 2 anni che dichiarano di usare lo smartphone come strumento di regolazione emotiva, che vuol dire che dicono sì, gli do lo smartphone al bambino anche se ha 8 mesi per farlo smettere di piangere o per calmarlo eccetera, sono l'80%, ok? La percentuale di bambini che viene svezzata, cioè che impara a mangiare con un tablet davanti, perché è molto più facile ovviamente dar da mangiare a un bambino che ti lancia il cibo se gli metti qualcosa davanti e lo imbocchi, rispetto a sporcare tutta la... Siamo dal 30 al 40%. Quindi questi comportamenti di cui vi parlava Martina sono veramente molto diffusi e se non vengono adeguatamente studiati, diffusi come comportamento, insomma, a cui fare attenzione dal punto di vista proprio anche evolutivo e sanitario, diventeranno un problema per le generazioni successive. Quindi la prima informazione che vi do è che rispetto a quei bambini voi siete già vecchi, perché appartenete a una generazione che non ha fatto questa esperienza qui.
Noi siamo giurassici ovviamente, perché rispetto a voi abbiamo avuto un'infanzia e un'adolescenza che non aveva gli schermi, quindi che abbiamo fatto esperienze, per questo facciamo fatica anche come generazione a capire e a comunicare, ok? Ma i bambini che adesso hanno 1 anno, 2 anni, stanno facendo delle esperienze che voi non avete fatto, e quindi voi siete già vecchi per loro, e rispetto alle cose che vi ha raccontato Martina e alle cose che succederanno, questo è molto importante proprio dal punto di vista della salute e anche della salute mentale, perché come vi spiegava Martina, poi questi comportamenti hanno delle ricadute veramente forti dal punto di vista proprio degli effetti che si vedono anche nella scuola e anche nel nido, no? Cioè bambini che si muovono sempre peggio, che si muovono male, che hanno delle difficoltà di autoregolazione, quindi che non sanno sopportare la frustrazione, che hanno delle difficoltà di concentrazione, quindi fanno fatica a stare su un compito, che hanno difficoltà a reggere la frustrazione quando gli viene detto un no, quindi hanno delle reazioni scomposte. Tutte queste cose sono in aumento, aumenteranno sempre di più. Un lavoro che noi abbiamo fatto come associazione, io faccio parte di un'associazione che si chiama Media Educazione Comunità, è proprio quella di pensare a come fare a informare i genitori rispetto a questo tema, e quindi abbiamo coinvolto i pediatri di famiglia, perché i pediatri di famiglia sono le persone dal punto di vista soprattutto medico-sanitario che parlano con i genitori molto presto quando i bambini sono molto piccoli, e quindi sono in grado di dire alcune cose. E abbiamo fatto con loro un progetto di cui non vi parlerò perché non c'è tempo, però ecco, se qualcuno fosse interessato a approfondire questo tema, come vi dicevano in premessa, abbiamo scritto insieme ai pediatri una guida per l'educazione digitale dalla nascita, quindi chi è interessato poi a questo tema si può leggere questo libro, è il primo consiglio di lettura, ve ne darò altri 2, poi basta, perché questo è un tema assolutamente nuovo e su cui si lavorerà tantissimo nei prossimi anni, proprio perché le percentuali che vi ho detto sono belle potenti. Parto con un primo video che vi spiega anche il punto di vista psicologico del bambino, ok? Ve lo faccio vedere, tanto dura poco. Ok? Vabbè, qua ci sono una quantità di temi concentrati, moltissimi, ne riprendo solo 2. Una è l'assenza fisica e l'altra è la capacità di attendere, no? Che sono 2 cose molto correlate, no? Quindi le riprendo perché riguardano anche il nostro modo di stare in relazione quando siamo uno schermo, quando siamo con gli schermi e quando siamo con le persone, no? Perché diventa una scelta anche quella. Io se sto davanti a una persona fisicamente, tiro fuori uno schermo e mi metto a messaggiare o a fare delle cose online, in realtà fisicamente sono lì ma sono da un'altra parte, quindi mi sottraggo dalla relazione, ok? Quindi per i bambini per esempio questo significa, pensate al lockdown, avevano i genitori in casa tutto il tempo, però cosa facevano i genitori? Andavano in giro tutto il tempo al telefono perché dovevano lavorare o lavoravano al computer, quindi erano presenti ma in realtà non c'erano. Questa cosa poi si è mantenuta e si è ripetuta e si ripete ogni volta che uno prende il telefono in casa e magari c'è il bambino che lo sta guardando e comincia a fare altre cose. In quel momento il genitore parte. Ed è la stessa cosa che succede anche a noi quando siamo in gruppo e prendiamo il telefono. È vero che il telefono è anche uno strumento di relazione, di gruppo, di condivisione, eccetera. Però in realtà quando io voglio stare con una persona e diventa una scelta di dire io ti do l'attenzione, adesso questa roba qua la metto via, la silenzio e parlo con te, sto con te, sono qua, non sono qua e altrove contemporaneamente, anche perché noi non possiamo essere qui e da un'altra parte contemporaneamente. E questa scelta è la scelta tra una relazione di qualità e una relazione superficiale. Questa è una cosa fondamentale che dovete tenere presente quando entrate in un gruppo o dovete entrare in relazione con una persona, perché il telefono ce l'abbiamo tutti, siamo tutti dipendenti, dipende da come lo usiamo e anche dalla nostra capacità di utilizzo. E l'altra cosa è la capacità di attendere. Ovviamente anch'io ho alzato la mano quando sei alla fermata, eccetera.
In realtà non è vero, l'ho alzata così tanto per farmi sentire del gruppo. A me piace moltissimo osservare intorno, guardarmi intorno, quindi in realtà, siccome sono vecchio, non ho l'impulso a tirare fuori il telefono ogni 30 secondi. Ogni tanto lo lascio in giro per casa e giustamente i miei figli, più o meno che hanno la vostra età, dicono: papà, tu sei fuori. Ieri sera gli ho detto: domani vado a parlare sulla sanità mentale, e mi hanno detto: sei a posto, proprio tu, che io sono il pazzo di casa normalmente, no? Però ecco, questa tendenza che abbiamo comunque, questa attrazione fortissima che abbiamo nei confronti del telefono è una cosa che deve diventare una nostra scelta, ok? E quando appunto ci prendiamo cura delle persone, quando abbiamo a che fare con i bambini, ma anche quando siamo in gruppo. Il secondo contributo video che vi faccio vedere in realtà fa un salto, nel senso, abbiamo parlato di alcune cose che riguardano i bambini molto piccoli, ok? Che riguardano la dipendenza, l'attrazione degli schermi, eccetera, eccetera. Vi propongo un salto e uno stimolo che invece arriva dove state voi, e cioè su TikTok. Ok, abbiamo cambiato settore e siamo passati a voi, a noi in realtà, perché poi i social media li utilizziamo tutti. Qui i temi sono tanti. Il più importante che ci riguarda e che riguarda soprattutto voi, perché noi una fidanzata, una moglie, un lavoro l'abbiamo trovato, voi tutte queste cose le dovete fare, è proprio la raccolta di dati biometrici e l'intelligenza artificiale da una parte, cioè quello che avete visto fa parte già del funzionamento dei social e che noi spesso non conosciamo. Cioè noi stiamo usando degli strumenti, tutti noi, di cui conosciamo poco i meccanismi, e se conosciamo pochi meccanismi vuol dire che siamo molto condizionabili. Cioè, la nostra libertà sta nel capire cosa succede, come funziona, e se vogliamo diventare meno dipendenti poi dobbiamo fare delle scelte ma essere informati. Ok? Quindi questa è una cosa fondamentale, cioè quello di capire i meccanismi. I meccanismi dei social media ovviamente sono noti, perché i social media sono gratuiti, no? Allora, su internet c'è una legge fondamentale che è questa: quando una cosa è gratis, sapete cosa vuol dire? Che il prodotto sono io. Ok? Quindi noi usiamo delle cose gratis, ma in cambio che cosa diamo ai social media? Ovviamente diamo tutti i nostri dati. Quando clicchiamo su accedi senza leggere tutto il papiro, diamo l'accesso ai nostri dati. Quindi che cos'è un dato? Qualsiasi cosa. Quanti anni ho? Se sono biondo, se sono moro, se ho gli occhiali, se non ho gli occhiali, se ho un fratello, se ho una sorella, se sono fidanzato, se non sono fidanzato. Dove abito? Ho una famiglia di quanti fratelli? La musica che ascolto? Le cose che vedo? Qualsiasi cosa è un dato. E tutto quello che noi facciamo e siamo viene analizzato dagli algoritmi, decodificato e poi ritrasmesso a noi sulla base del profilo che il social media fa. Okay? Quello che abbiamo visto è un salto di qualità che sta avvenendo in questi ultimi anni, e cioè il fatto che non sono solo i dati neutri, ma sono anche, come avete visto, i dati relativi al mio stato psicologico. Quindi la capacità di leggere lo stato psicologico, quindi di fare un'analisi della mia personalità e poi di poterla utilizzare o meno a seconda degli scopi della piattaforma. C'è una differenza fondamentale tra internet da una parte e i social media dall'altra. Cioè internet è più in generale un luogo in cui noi possiamo fare delle cose strepitose e straordinarie, e tantissime ovviamente. Possiamo restare in contatto con le persone, possiamo cercare informazioni, possiamo prenotare una vacanza, vedere posti, ascoltare musica, tutte le cose che fate normalmente voi. E i social media sono invece un mondo a parte.
E siccome gran parte del nostro tempo e soprattutto del vostro tempo lo passate non su internet ma sui social, chiaramente bisogna capire come funzionano e sapere che se io uso TikTok c'è un algoritmo che mi scansiona e noi siamo continuamente scansionati, noi siamo continuamente ascoltati. Sapere questa cosa qua può essermi utile anche proprio ai fini della consapevolezza mia, ma anche delle scelte che posso fare in prospettiva. Qua sta un aspetto fondamentale che è il tipo di utilizzo che io ho. Allora, tutto il tema dell'intelligenza artificiale dei dati biometrici è un tema veramente amplissimo, adesso non c'è ovviamente il tempo però è un tema fondamentale perché riguarda l'unicità della persona e riguarda quello che le piattaforme possono sapere di noi e come usano poi questi dati qua. Ok? Noi dobbiamo sempre farci questa domanda. Noi sappiamo perché usiamo i media, perché stiamo in rete, ma le piattaforme, noi per le piattaforme chi siamo? Soprattutto, questa è la domanda che dobbiamo farci. Siamo consumatori prima di tutto e poi siamo numeri. E l'obiettivo che hanno i social media non è il nostro benessere psicologico, visto che parliamo di salute mentale. Vi do questa informazione anche se non vi piacerà molto. A TikTok non gli importa niente del nostro benessere psicologico, totalmente nulla, perché il loro modello imprenditoriale non è basato sul benessere psicologico delle persone, è basato sulla vendita dei dati e sui ritorni economici. Il modello imprenditoriale dei social è tutto basato sul ritorno economico e sulla vendita dei dati. Quindi quello che le piattaforme fanno per ottenere questo scopo è di tenerci il più possibile incollati agli schermi. E per fare questo utilizzano tutte le informazioni, compreso il nostro stato emotivo, e ovviamente ci rimandano un'immagine e dei contenuti che siano attrattivi per noi. Se siamo persone che sono emotivamente instabili, il rischio, non la certezza, il rischio che continuino ad arrivare dei contenuti che poi sono sempre uguali, che ci rimandino a contenuti per noi emozionanti, ma che ci portano comunque non a stare meglio, a stare peggio, è molto alto. Ed è quello che è successo a questa giornalista che poi ha fatto appunto l'esperimento, che adesso vi faccio vedere in altri 2 minuti, poi termino perché è tardissimo, proprio creando un profilo su TikTok. Apro e chiudo una parentesi, qua non si vuole demonizzare TikTok, è chiaro? Anche perché l'utilizzo che avete voi adesso, che avete 17 o 16 anni, è molto diverso dall'utilizzo che hanno i ragazzini di 12 o 13. Ok? Perché se voi pensate a quando avevate 12 anni o 13 anni, avete la stessa testa che avete adesso? Non credo. Ok? Quindi eravate molto più influenzabili, molto meno capaci di ragionamenti complessi, conoscevate molte meno cose, quindi eravate molto più fragili e deboli ed esposti. Ultima parentesi prima dell'ultimo pezzo di video, questo documentario di cui vi faccio vedere questi piccoli pezzi si chiama La scatola nera, si può trovare, è visibile in rete, è un documentario che è fatto presa diretta, Rai 3, quindi su Rai Play voi potete tranquillamente vederlo. Secondo me, insieme ai 2 o 3 libri che poi vi dirò, dovrebbe essere un documentario obbligatorio per tutte le persone che hanno la vostra età, proprio perché spiega benissimo come sono fatti i social, quali sono i meccanismi e quali sono alcune problematiche. Faccio vedere quest'ultimo pezzettino, poi chiudo. Allora, l'ultima frase era: da mesi sul mio profilo TikTok vengono fuori tutte queste cose, ok? Solo fingendo di, ok? Chiudo questa parte pseudo pesante con un paio di indicazioni. Allora, il primo è che ci sono dei testi molto importanti su questo tema che voi potreste visionare. Il più importante di tutti si chiama Il capitalismo della sorveglianza,
che è un mattonazzo di 450 pagine, ma che vi spiega esattamente la nascita, il funzionamento e soprattutto come funzioneranno il modello imprenditoriale dei social media, che è questo. Se volete approfondire il tema invece con il libro successivo dell'impatto degli schermi sui bambini, questo è un tema, è un libro molto molto bello che si chiama I figli dell'algoritmo, perché noi abbiamo a che fare con la prima generazione che è anche datificata dalla nascita e prima della nascita, quindi questo è un altro tema molto molto interessante. Rispetto alle alternative, ve ne lancio una sola ed è quella di sfidare l'algoritmo. Come si fa a sfidare l'algoritmo? Semplicemente dovete fare un'azione che non è solo quella di guardare i contenuti che vi vengono suggeriti e di fermarvi dove vi interessa, ma se volete avere la percezione e sviluppare il vostro potenziale, dovete istruire il vostro algoritmo incasinandolo un po'. Ogni tanto andate a cercarvi delle cose che apparentemente vi interessano meno, ok? Se siete appassionati di calcio, ogni tanto dite, boh, adesso mi guardo le Olimpiadi e vado io su TikTok a digitare. Così l'algoritmo comincia a capire che non mi interessa solo il calcio, perché sennò i vostri feed e i nostri sono monotoni e sono pieni delle stesse cose, perché i social media ci costruiscono un mondo intorno fatto a nostra immagine e somiglianza. Sfidare l'algoritmo vuol dire proprio esercitare il pensiero creativo, ok? Quindi cercate delle altre cose, fate in modo che cambi la prospettiva e fate in modo che, diciamo, queste logiche, che sono quelle che poi in realtà ci chiudono un po', e il rischio è che poi diventiamo dipendenti anche se non ce ne accorgiamo, o diventiamo troppo attaccati alle cose che ci interessano. Il rischio è quello che ci creiamo un mondo a nostra immagine e somiglianza, invece il mondo esterno è ovviamente una cosa molto più interessante e importante. Mi fermo qua perché poi c'è tutta la parte delle domande, non volevo... Prego. Grazie a Martina Agnoli e Marco Grollo che restano con noi, perché adesso, se non ci sono domande dalla platea, ci sono? C'è una domanda? Grazie, non me l'aspettavo. Se la dici forte ad alta voce io la ripeto. Si è parlato di questi schermi, ma è possibile trasformare gli schermi in degli strumenti educativi? Cioè per sviluppare, non so, mi viene pensiero creativo, relazioni alternative, aiutare l'educazione, cioè, e se esiste un metodo per utilizzarli in questo modo, cioè come possiamo farlo? Cioè un genitore in pratica come può utilizzare questi strumenti per educare? Grazie per la domanda. Quindi come può lo schermo non essere solo un motivo, diciamo, di ostacolo alla crescita, alla relazione, eccetera, ma come può essere usato positivamente? Allora, ci sono tantissimi modi, ovviamente. È chiaro che se io uso la videoconferenza per parlare con i nonni e c'è un bambino piccolo, quello è un modo super utile di utilizzare lo schermo, ok? Quindi tutto quello che è relazione con persone che stanno dall'altra parte è utile, tutto quello che è esperienza attiva. Lo smartphone è un registratore vocale, registra immagini, fa le foto, eccetera. Se io lo uso attivamente, cioè lo uso per fare delle cose insieme con i bambini, andiamo in un posto, vediamo il posto, lo fotografiamo, poi lo commentiamo, registriamo i suoni, cioè tutto quello che è l'utilizzo attivo va benissimo, perché quello diventa uno strumento, non diventa il posto in cui io sto davanti, diventa qualcosa che io posso usare. E questa cosa qui vale soprattutto e sempre di più poi crescendo con l'età. Cioè anche i social sono uno strumento spettacolare da questo punto di vista, perché io posso fare delle video inchieste, posso fare dei lavori di gruppo, posso fare delle attività in cui poi sviluppo un'idea, l'idea diventa un video, il video diventa qualcosa che poi io trasmetto agli altri.
Quindi tutto quello che è lo sviluppo del pensiero creativo passa di là. Quello che sarebbe interessante proporre invece, da questo punto di vista, è la creazione condivisa di contenuti, perché spesso il nostro modo di usare e di creare contenuti è singolare e personale. Io mi faccio il video, mi faccio il selfie, mi faccio la storia, cioè è sempre personale. Le cose più interessanti invece, e questo potrebbe essere una cosa da su cui la scuola potrebbe lavorare tantissimo, è di fare delle attività di gruppo, cioè hai un'idea, vuoi sviluppare una cosa, benissimo, ma ci lavorate in 3, non ti lavori tu da solo. Allora in quel momento lì tu diventi una persona che dice ok, come uso sto strumento qua, io che lo so usare, perché voi gli strumenti li sapete usare meglio di noi, Cioè, però ecco, l'utilizzo condiviso, l'utilizzo creativo e poi appunto fare delle cose, cioè passare dall'utilizzo passivo, guardare, all'utilizzo attivo. Queste sono tutte cose che, su cui ovviamente noi lavoriamo tantissimo nelle scuole eccetera, e che sono la parte anche bella, creativa degli schermi. Chiaramente non è tutto. Non so se volevi aggiungere. No, basta. Allora, sbagliato io, colpa mia, è l'uso passivo. Allora abbiamo anche un gruppo di lavoro che ha preso degli appunti e hanno delle domande da farvi. Pronti? Ok, quindi no, dobbiamo dare a loro questo. Grazie mille. Allora, la nostra prima domanda è: che conseguenze potrebbe avere un adulto nel suo futuro ruolo genitoriale che durante l'infanzia è stato privato di affetto e di attenzioni a causa appunto delle tecnologie? Cioè, potrebbe adottare lo stesso metodo educativo con i propri figli o c'è la possibilità di prenderne coscienza e quindi adottare un atteggiamento differente? Grazie, è una bellissima domanda, anche che meriterebbe un tempo molto ampio di risposta. Io cerco di essere un po' stretta perché naturalmente il tempo stringe. Allora, la bella notizia è che l'essere umano è in continuo cambiamento e abbiamo detto che quello che viviamo nella prima infanzia ci caratterizza, insomma ci accompagna per tutta la vita, però naturalmente potersi fare un autoesame, potersi informare, poter prendere coscienza di alcune cose che magari prima non conoscevamo e soprattutto se ne sentiamo la necessità farci aiutare, è sicuramente il primo passo per poter essere poi dei genitori in grado di offrire ai propri figli anche qualcosa che magari non hanno ricevuto e quindi diciamo che l'autoanalisi diventa sempre uno strumento importante e per questo dal mio punto di vista è molto importante anche passare queste informazioni, perché se le informazioni non arrivano è difficile che una persona possa sentirsi in qualche modo interessata da un problema. Quindi penso questo. Grazie. Grazie mille e abbiamo anche una seconda domanda, ovvero come possono i genitori aiutare i bambini a disintossicarsi dagli schermi di cui sono sempre in balia e riacquisire quindi tutte quelle capacità fisiche, mentali ed emotive che sono state perse in tenera età e quale potrebbe essere la possibile tempistica di questa disintossicazione? Portarli a giocare, portarli all'aperto, portarli in natura, fargli fare esperienze, perché come dicevamo tutta la costruzione, tutto l'apprendimento si costruisce a partire dall'esperienza, l'esperienza attraverso i 5 sensi, quindi tutto quello che noi come genitori possiamo far fare ai nostri bambini e farlo insieme, perché la chiave è proprio il piacere condiviso, quello che tante volte anch'io nel mio lavoro mi ritrovo a fare con i bambini che si trovano in difficoltà da questo punto di vista, è proprio rinnescare quel meccanismo di piacere che in qualche modo è stato perso e per proprio permettere al bambino poi in autonomia di costruire i vari passaggi del suo sviluppo. Quindi giocare insieme, stare nella natura, fare esperienza, queste sono sicuramente le chiavi. E poi l'altra cosa, i tempi, rispetto ai tempi,
Allora, diciamo che va un po' in proporzione, no? Tanto più un bambino è abituato ad utilizzare questi schermi, stare davanti alla televisione, utilizzare i videogiochi, tanto più è faticoso cambiare abitudini, perché le abitudini più radicate, diciamo, sono quelle che facciamo più fatica poi a cambiare. Però penso che a tutti i bambini venga data la possibilità, proprio grazie anche alla neuroplasticità che ci aiuta in questo senso, e quindi innescare delle buone abitudini che diventino proprio delle costanti in educazione favorisce questo passaggio. Generalmente nei lavori con i bambini più in difficoltà può essere necessario anche un tempo di alcuni anni, 1, 2, 3 anni di lavoro. Ok, grazie. Grazie mille, ed infine abbiamo l'ultima domanda, ovvero noi in sociologia abbiamo studiato appunto che i social media hanno una funzione narcotizzante sulla società. Quindi secondo lei possiamo dire che lo scopo di questi social media sia una possibile omologazione delle masse e quindi un maggiore controllo su di esse e sul loro pensiero da parte di un probabile potere politico? Grazie. Che bella domanda. Rispondo anche alla precedente con una considerazione brevissima. Rispetto ai genitori è fondamentale darsi delle regole. Mi dispiace parlare di regole in questo contesto, ma cioè noi dobbiamo decidere che alcuni spazi di relazione sono solo di relazione e gli schermi non ci sono, quindi se gli schermi non ci sono a tavola, se non ci sono in alcuni momenti, se io gioco, cioè i genitori devono decidere che in alcuni contesti, in alcuni momenti, e lo dobbiamo fare anche noi se vogliamo diventare meno dipendenti, quanto tempo stiamo sul telefono, guardiamo il benessere digitale sul nostro smartphone e vediamo, ok, questa settimana qua quanto sono stato? 2 ore, 3 ore? Io lo faccio con i miei figli ogni tanto, per loro 4 ore al giorno è normale, anzi anche poco, 4 ore al giorno sullo smartphone. Ma 4 ore al giorno, sapete, è 1/6 della giornata. In un anno sono 2 mesi interi fatti di 24 ore in cui io sto davanti a uno schermo. Cioè è un tempo grandissimo, capite? Allora, bisogna fare le cose che diceva Martina, il gioco eccetera, ma anche decidere proprio che in alcuni spazi, in alcuni momenti si fa meno e si fa altro. Rispetto alla domanda sui condizionamenti sociali dei social media, in parte sì, ma secondo me gli scopi banalmente sono molto più economici e commerciali in questo momento, perché purtroppo dico per noi, voi sapete che c'è una concentrazione paurosa dei principali social media nelle mani di pochissime persone. Cioè lo stesso proprietario di Facebook controlla Instagram, TikTok è stata un'eccezione che è capitata appunto che non fa parte della Silicon Valley eccetera eccetera, però veramente il modello, vi dicevo, il modello imprenditoriale di questi social è lo sfruttamento dei nostri dati e non hanno delle finalità secondo me geopolitiche. La prima finalità è commerciale. Quindi tutte le strategie che utilizzano sono per massimizzare i profitti. Ovviamente, siccome tengono al fatto che noi stiamo lì, cercano di crearci un ambiente confortevole, ok? Però lo scopo non è il nostro benessere. Siamo noi che dobbiamo utilizzare invece le piattaforme e i social per i nostri scopi, fare questo passaggio qui. Cos'è che mi interessa? Mi interessa questa cosa bene, allora cerco di capire bene come funziona. Voglio fare delle cose, provo a farle. Dobbiamo passare da un approccio di tipo passivo a uno di tipo attivo e farci condizionare di meno studiando e conoscendo bene, perché appunto le cose che vi ho fatto vedere io, ma anche altre che riguardano e che vi riguarderanno i vostri diritti, perché l'impronta biometrica, la voce, c'è un tema fondamentale che è quello dei diritti. Tu hai diritto di sapere queste cose di me, hai diritto di farmi la foto, di farmi l'identità psicologica senza il mio consenso? Non lo so. Questi sono tutti temi fondamentali importanti su cui si ragionerà e su cui ragionerete anche voi, soprattutto perché riguarderanno in particolare parecchio, insomma, la vostra vita.
Grazie a tutti e scusate per la lunghezza. Grazie a voi, invece c'erano anche altre domande, ma abbiamo i tempi della diretta. Mayra, passa da questa parte e la parola a te. Buongiorno a tutti, adesso continueremo con il terzo contributo della giornata che si intitola Iperconnettività, dipendenze ed equilibrio mentale, per esplorare quindi i meccanismi della dipendenza e per promuovere il benessere mentale. Allora, questo contributo ci viene fornito dalla dottoressa Arianna Camporese, psichiatra e psicoterapeuta dell'ULSS S6 di Euganea e del Dipartimento di Dipendenze di Padova. Allora, Arianna Camporese è la responsabile dell'ambulatorio per il gioco d'azzardo patologico dell'unità operativa complessiva e delle dipendenze dell'Alta e Bassa Padovana e dell'ambulatorio LTMS e principal investigator dello studio sperimentale sulla stimolazione magnetica transcranica del trattamento del disturbo da gioco d'azzardo e dipendenze da cocaina. Responsabile scientifico del progetto Cambio Gioco e professore a contratto per il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università degli Studi di Padova. Un applauso ad Arianna Camporese. Grazie. No, lascio qui. Con una presentazione così c'è da aver paura, insomma io non sarei tranquilla se fossi in voi. Invece in realtà sono io che sono preoccupata, perché con questo tavolo qui mi sento un po' tipo X Factor, quindi non so se alla fine qualcuno mi dirà un sì, 2 sì, 4 no, insomma dai, vediamo un po' come va. Io sì, mi hanno già presentato, sono un medico, sono una psichiatra e ho fatto anch'io un liceo delle scienze umane, ai miei tempi si chiamava psicopedagogico, e però nella mia strada insomma ho sempre avuto la passione per la mente, per conoscere le persone, insomma una grande curiosità e nel mio percorso poi sono diventata medico e mi occupo di salute mentale, mi occupo appunto della salute di questo cervello che abbiamo sopra le nostre spalle. In particolare sono finita in un dipartimento per le dipendenze e poi ho scoperto un po' lungo la strada la mia passione, che era quella appunto di occuparmi di persone che avevano problemi di dipendenza. Però non vi voglio parlare solo di patologia, non vi voglio ammorbare, non vi voglio troppo preoccupare, ma vi dico subito il messaggio che vorrei che voi portaste a casa, il vostro take home message, no? Cioè che siete voi che avete in mano la salute del vostro cervello ed è questa l'età in cui voi potete giocare chi volete essere. Chiaro che la salute si crea passo dopo passo. Il cervello è un organo meraviglioso perché sicuramente l'avete studiato in biologia, insomma adesso non vi voglio fare una lezione di neuroscienze, però voi sapete che è un organo complesso formato da piccoli mattoni che sono i neuroni, sono 10 alla 11, che è un numero. Io con i numeri non ci vado tanto d'accordo, non mi dice niente, sono 100 miliardi, cioè un numero che non ci sta nella nostra testa e questi neuroni comunicano tra di loro tramite gli assoni, i dendriti e si continuano a sviluppare e a modificare nell'arco del tempo. Diciamo che fino a un po' di anni fa pensavamo che il cervello fosse quello che ci è stato dato, che fino a un certo punto noi apprendiamo e poi a un certo punto non si apprende più, si è quello che si è potuto fare. Per fortuna non è così, la buona notizia è che noi abbiamo una plasticità cerebrale e quindi quando succede qualcosa, ci sono dei danni, abbiamo la possibilità di rimediare, cioè il nostro cervello è molto generoso, ci aiuta a migliorare e rimediare, però dipende come noi lo nutriamo e come noi ne abbiamo cura. E, come comunicano i nostri neuroni? Sapete benissimo che ci sono segnali elettrici, segnali chimici e sui segnali chimici io vorrei che facessimo una piccola riflessione, nel senso che è il modo con cui un neurone e l'altro si dicono delle cose. In particolare noi abbiamo dei neurotrasmettitori come la dopamina, la serotonina, il GABA. Devo parlare più così? Ok, va bene. E questi neurotrasmettitori incidono molto su come noi ci sentiamo e come noi stiamo in relazione con gli altri, come apprendiamo il nostro temperamento, come ci relazioniamo e anche nelle nostre capacità di apprendimento. C'è un video che adesso vi faccio vedere di un film Inside Out che probabilmente molti di voi avete visto, che parla proprio di emozioni, è un'animazione e in maniera molto simpatica dà un nome ai
ai neurotrasmettitori. E questo è molto carino perché ci fa capire che noi nelle azioni, nei comportamenti che abbiamo, non siamo solo frutto delle relazioni, certo, dell'ambiente sociale, di come siamo stati educati, ma la biologia incide tra il 40 e il 60% di come noi ci poniamo nel mondo reale e come viviamo. Possiamo vedere un pezzettino di questo video. Hai mai pensato al perché ti senti in un certo modo? È ora che tu conosca le tue emozioni. Quando nella tua vita va tutto bene, è gioia che prende il controllo. Questa è gioia. Con il suo spirito inarrestabile e un'imbattibile energia, Gioia ti regala una faccia sorridente e... Ma che importa? Festeggiamo! Quando le cose non vanno per il verso giusto, è tristezza che prende il controllo. Questa è tristezza. Con un tocco di cura e un cuore gentile, tristezza entra in azione per lasciarti... Ho detto tristezza entra in azione. Tristezza? Oh, tristezza. Quando le cose vanno male, ecco rabbia. Lui è rabbia. Lui farà in modo che il mondo sappia che rabbia ha il controllo. Ma ciò a cui dovete fare davvero attenzione è quando perde il controllo. Quando il pericolo è in agguato. Paura è lì per salvarti. Con la velocità e la saggezza, Paura valuta la situazione e distende i nervi. Nel suo modo speciale. Lui è questo. Grazie, Paura. A volte capitano cose repellenti. Succede quando disgusto prende il controllo. Questa è disgusto. Vi aiuta nella vostra vita sociale e sui piccoli pasticci della vita. Disgusto è lì per... Beh... Resisti! Fai la conoscenza delle tue emozioni con Disney Pixar Inside Out. Ecco, questo è un modo un po' così divertente per spiegare come funzionano i neurotrasmettitori. Non è molto diverso di quello che succede nella realtà. Quando noi facciamo delle esperienze, puoi anche mettere la slide successiva, quando noi facciamo delle esperienze i nostri neuroni lanciano dei segnali. Se le esperienze sono gratificanti, sono piacevoli, facciamo un viaggio, vediamo un quadro, leggiamo un libro, vediamo la ragazza o il ragazzo che ci piace, il nostro cervello, il nostro sistema limbico libera delle sostanze, questi neurotrasmettitori che ci fanno sentire bene. Il sistema limbico, adesso non prendete paura per questa cosa, non dovete saperla, ma il concetto che è importante. Il sistema limbico è il nostro driver, cioè quello che ci fa fare le cose un po' più impulsive, quello che ci fa provare piacere quando mangiamo qualcosa che ci piace, quando stiamo in relazione, vediamo un film, prendiamo un bel voto, insomma, quando siamo felici il nostro sistema limbico ci fa provare quelle emozioni gratificanti. Al contempo abbiamo un'altra area però che ci aiuta un po' a equilibrare i nostri comportamenti, che viene chiamato il nostro controller, cioè è invece la corteccia prefrontale posta nei lobi frontali, ed è quello che invece tiene il freno, ci dice stai attento, se fai questa cosa ti metti un pochino a rischio, cioè se vai in bicicletta con gli occhi chiusi senza mani per vedere quanto riesci ad andare avanti, magari rischi di scrociarti contro un albero, magari poi lo puoi pubblicare su TikTok e fai 1000 views, 1000 poco, vero? Niente, però c'hai anche dei rischi. Cosa succede nella vostra età? C'è un casino nella vostra età, perché voi avete il sistema limbico che è già sviluppato, quindi siete tutto impulso, tutto neurotrasmettitori che vanno, dopamina che fa festa, mentre la vostra area frontale, la corteccia prefrontale, che è quella che dici vai un pochino piano, stai attento, se tu domani è la verifica però oggi non studi perché sei andato a giocare a calcio, rischi di brutto di prenderti un 4, ecco, queste due cose non funzionano bene. Voi siete delle 500 con un motore della Ferrari, quindi un motore potentissimo che ha voglia di correre, ma in una macchina che non è ancora formata. Ecco. E questa è proprio la notizia che la capacità di giudizio si sviluppa per ultima. E quindi quello che vi dicevo prima, cioè le aree del cervello che funzionano, cioè che controllano le funzioni esecutive, proprio quindi la capacità di valutare le conseguenze a lungo termine, quindi il controllo degli impulsi, è più sviluppata prima delle nostre capacità di valutare le conseguenze. E questo, vi do un'altra notizia che qua non è scritta, vedete, si matura intorno ai 20 anni, quindi voi siete proprio nella tempesta, no? Nella tempesta decisionale
seguo l'impulso o seguo invece il mio controller che mi dice che quella cosa non va bene. Qua giocano anche il temperamento, come siete fatti, la vostra cultura, l'ambiente familiare, il gruppo dei pari, però c'è una parte biologica molto importante. In più nei maschi, e qui bisogna dirlo, perché le differenze di genere ci sono, sviluppano un pochino dopo, per cui mentre nelle ragazze intorno ai 18, 17, 18 anni la corteccia prefrontale è già matura, nei maschi ci mettono un pochino più di tempo e questo è la natura che ce lo dice, no? E quindi fanno un pochino più fatica a rimanere nelle capacità di controllo. Cosa succede? Che questo è il primo concetto, quindi ci sono delle differenze anche nella maturazione cerebrale. E poi succede un'altra cosa meravigliosa al vostro cervello, che è il concetto di pruning, forse l'avete anche questo studiato in biologia, cioè noi non abbiamo un cervello che nasce e rimane fatto e così come ce lo fa la nostra mamma e il nostro papà, ma quando noi siamo nella fase prenatale i neuroni fioriscono, come a Kyoto quando c'è a maggio la fioritura dei ciliegi, continuamente fiori, che sono la fioritura dei vostri neuroni. Inizia nella fase, diciamo, prenatale e cresce tantissimo fino alle prime fasi della vostra, diciamo fino ai 6-7 anni, ma continua anche nella prima fase dell'adolescenza e nell'età adulta. Questo però, crescere di neuroni, sarebbe un problema se poi a un certo punto qualcuno non desse un po' di ordine, perché nella molteplicità noi possiamo perdere anche le informazioni, non sappiamo più cosa è importante e quindi comincia proprio nella fase, diciamo, dell'adolescenza questa potatura dei neuroni. E come avviene? A caso? No, non viene a caso. Questa è una cosa che fate voi inconsciamente, cioè in base a come voi usate il cervello create dei percorsi neuronali, cioè dei circuiti per cui, facciamo un esempio, se io faccio per andare da casa a scuola sempre una certa strada, imparerò che quella strada è la strada più conveniente perché ci metto meno tempo, perché incontro il mio amico, perché trovo il panificio e mi vado a prendere la merenda e quindi imparerò a fare un sentiero. Traslato, diciamo, da un punto di vista del comportamento, noi decidiamo quali circuiti neuronali possiamo potenziare. Quindi in questa fase della vostra vita un certo tipo di comportamento, quindi ad esempio andiamo subito a bomba in quello che è poi il cuore un po' del mio intervento, l'uso ad esempio di sostanze determina anche una certa appetizione per un certo tipo di comportamenti e un certo tipo di rischio di sviluppare patologia, perché abbiamo avuto una certa scelta e un certo modo di approcciarci. Ad esempio, una cosa che non vi ho detto prima, faccio un passo indietro ma perché è importante, quando noi proviamo delle esperienze gratificanti, il neurotrasmettitore che il nostro cervello produce di più è la dopamina. Chiaro che la dopamina che viene prodotta da un piatto di gnocchi e ragù non è la stessa dopamina che viene prodotta quando invece il soggetto va incontro a un comportamento, magari incontra una sostanza oppure ha un comportamento disfunzionale come può essere quello del gioco d'azzardo, una vincita, e quindi la produzione di dopamina genera una memoria e una gratificazione di quel comportamento che l'individuo tenderà a ripetere. Eccola qua, sì, perfetto. Cioè si innesca proprio quello che è il meccanismo del circuito della gratificazione. Faccio un'esperienza, può essere positiva, può essere anche un'esperienza, per esempio semplicemente pensate come la natura ci aiuta a creare questi meccanismi, perché se io ad esempio mangio e non trovo piacere, tendenzialmente l'essere umano smetterebbe di mangiare e quindi questo ne verrebbe meno della sopravvivenza. Se per esempio la sessualità non fosse legata a un piacere, l'essere umano smetterebbe di riprodursi e quindi anche in questo senso l'umanità non ci sarebbe più. Quindi la presenza di neurotrasmettitori che stimolano il sistema della gratificazione è importante per la sopravvivenza, ma al contempo proprio i meccanismi di dipendenza si insinuano in questo circuito, perché quando io utilizzo sostanze o comportamenti disfunzionali vado a attivare lo stesso circuito e questa è un po' la fregatura. Quindi la terza cosa che vi voglio dire rispetto al nostro cervello, il terzo concetto, è quello di plasticità. Ve l'ho un po' accennato prima, no? Cioè come il nostro cervello, questo era un po' legato al pruning che vi ho già detto, ma va bene, come il nostro cervello per fortuna ha delle modificazioni nel tempo, si adatta. Quindi se noi abbiamo fatto
sfortunatamente delle scelte, abbiamo avuto delle patologie, magari abbiamo incontrato delle sostanze che ci hanno in qualche modo reso il cammino un pochino più difficile, nulla è perduto, possiamo migliorare, perché il nostro cervello, che vi ho detto all'inizio è un organo meraviglioso, si può rigenerare, cioè ha la capacità di riconfigurarsi sia da un punto di vista funzionale che strutturale. Vi faccio un esempio pratico. Si è visto che i tassisti di Londra, ma secondo me vale anche per i tassisti di New York, comunque la categoria dei tassisti, ha un ippocampo più sviluppato di altre categorie professionali. L'ippocampo è un organo, diciamo, che apposto all'interno del nostro sistema limbico ci aiuta a storare, cioè immagazzinare le informazioni visospaziali. Quindi un tassista che deve andare, portare continuamente le persone di qua e di là, ha sviluppato quest'area del cervello. Però con l'uso di Google Maps si è visto che a differenza di 5 anni questo sviluppo dell'ippocampo non equivaleva alle persone che invece non usavano Google Maps. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Qua cominciamo a mettere un passo in quello che è il tema della tecnologia. In che misura la tecnologia ci aiuta per migliorare la qualità di vita e in che misura la tecnologia invece impoverisce le nostre capacità cognitive e le nostre capacità di relazionarci. E poi l'ippocampo è un organo che è in correlazione con un altro organo molto importante che si chiama amigdala. L'amigdala è un organo fatto a forma di mandorla, è grande come una mandorla, è piccolissima, si trova anche questa nel sistema limbico ed è un po' quell'elemento neurologico che ci dà quella sensazione di benessere, di felicità. E l'ippocampo e l'amigdala sono in stretta correlazione. Cosa succede? Che se io imparo qualcosa in una situazione in cui la mia amigdala è attivata, è felice, quindi produce serotonina, il mio apprendimento sarà migliore. Cosa vuol dire da un punto di vista pratico? Adesso dico una cosa forse banale, cioè se noi impariamo, studiamo, facciamo qualcosa in uno stato d'umore felice, impariamo meglio. Non è che vi ho detto una cosa che adesso vi ha cambiato la vita, ma sicuramente studiare qualcosa che vi piace è molto più semplice che non affrontare un compito che invece trovate molto ostico. E anche questo vale, penso, anche per il modo con cui vi vengono insegnate le cose. Penso che un insegnante felice o comunque dei genitori che vi approcciano in un modo più sereno e ottimista nei vostri confronti vi aiutano ad imparare e ad apprendere meglio le informazioni, e questo è proprio legato anche da un punto di vista neurobiologico. E il tema dell'apprendimento quindi e come noi impariamo è molto collegato anche proprio al concetto di tecnologia, e qui ci spostiamo un attimo. Quello che non vi ho detto in premessa, scusate, faccio un attimo una digressione, non vorrei confondermi, però che quando parliamo di dipendenze alle volte noi pensiamo che esistano solo le dipendenze da sostanze, quindi non so, tabagismo, alcol, cocaina, eroina e via dicendo, ma esiste tutto un altro settore che è forse quello di cui io mi occupo di più, che sono le dipendenze comportamentali, le cosiddette addiction, cioè sono dipendenze senza sostanza. E alle volte si pensa che una dipendenza senza sostanza sia meno pericolosa di una dipendenza in cui invece c'è una sostanza tossica. In realtà i meccanismi sono esattamente gli stessi. Quando noi parliamo di dipendenze senza sostanza si apre tutto l'immaginario, non so che dipendenze senza sostanza vi viene in mente voi, vi viene in mente qualcosa? Ah. Ok, giusto. Un'altra? Va bene, è difficile. Va bene, il gioco d'azzardo, non c'è una sostanza, c'è un comportamento disfunzionale, appunto la dipendenza affettiva, la dipendenza dal lavoro, la dipendenza da internet addiction, vi dico, è una patologia che è in osservazione, cioè noi psichiatri abbiamo abbiamo il nostro libro che è il manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali, lì ci sono tutti, è un libro grande così, anzi sono 3 libri.
Lì ci sono tutte le patologie. La dipendenza da internet è una patologia segnalata ma ancora in fase di osservazione. Perché è molto difficile da valutare? Perché in realtà siamo così immersi nella tecnologia, e non riguarda solo chiaramente voi, ma come diceva il dottor Gollo prima, siamo noi adulti per primi che vi abbiamo dato gli strumenti per entrare in questo mondo tecnologico. Ecco, e è una patologia in fase di osservazione, quindi a me non interessa oggi parlarvi di questo, però mi interessa pensare quanto la tecnologia e in che misura la tecnologia incide nelle nostre capacità di apprendimento. Allora, domenica sono andata al cinema e c'era una pubblicità della sala che ho scaricato da internet e ve la faccio vedere, perché guardandola mi è venuto in mente che era qualcosa che era molto connesso con quello che io oggi vi dovevo dire. Infatti anche nel mio titolo si parla di iperconnessione, si parla di storie che in qualche modo noi viviamo e ci raccontiamo, e della nostra incapacità, secondo me, di stare nel qui e ora, ma di avere continuamente bisogno di cercare, magari attraverso, guardando il cellulare, mediamente lo tiriamo fuori 80 volte al giorno, cioè lo cerchiamo, e quindi guardiamo un attimo questo video e cominciamo a entrare nella seconda parte della mia presentazione. Le storie? La verità è che le storie sono ovunque e le puoi condividere con un gesto della mano. Sì, hai visto un tramonto, un cane, un fiore. Eh sì, hai preso un caffè, fatto colazione, hai preso un panino, quello che ha preso lui. E puoi raccontare una storia in 10 secondi? 6 secondi? 3 secondi? Delle storie che svaniscono. Ah, che bel cane. Ma dai, se vuoi davvero perderti in una storia, devi farlo nel modo e nel posto giusto. Aspetta un attimo. Azione! Non così. O così. O così. Di sicuro non così. Le grandi storie sono quelle in cui puoi perderti, ma non puoi farlo così. Ciao papà. No, perdersi davvero in una storia vuol dire niente suoni, notifiche, niente click, swipe up, mi piace. Non è meraviglioso? Immagina 2 ore così. Qui c'è la pubblicità del cinema che non ci interessa, però cosa ci vuole dire? Almeno a me cosa ha detto questa pubblicità? Fai uno sforzo, ascolta, sei qui, guarda questa situazione, stai nel qui e ora, non a essere continuamente connesso con qualcosa che è fuori. E qui mi è partita l'idea di quello che è il tema dell'overload di informazioni. Cioè noi quando apro il mio smartphone ho un bombardamento continuo di informazioni, ma di tutte queste informazioni ne trattengo solamente poche. E qua si apre un tema molto interessante che è quello dell'analfabetismo funzionale. Cosa vuol dire analfabetismo funzionale? Cioè noi in Italia siamo al secondo posto al mondo come analfabeti funzionali. Vuol dire che noi siamo assolutamente in grado di leggere, ma facciamo più fatica a capire quello che leggiamo e non diamo il giusto significato alle cose che noi leggiamo dai testi, ma non solo dai testi, anche diciamo anche quando leggiamo una notizia online. Questo perché? Perché quando abbiamo un overload di informazioni, come quello che vi dicevo all'inizio, cioè se noi abbiamo questa fioritura di neuroni, di informazioni, questo genera caos, non sappiamo più dove dare significato e valore. Quindi questo è un problema della tecnologia, cioè siamo immersi da informazioni e perdiamo un pochino lo spirito critico, quindi facciamo per esempio fatica a scegliere quello che è corretto da quello ad esempio che sono fake news. Spesso ci caschiamo tutti dentro questa situazione.
Un'altra cosa interessante che vi volevo dire è che ci sono stati degli studi di come la tecnologia ha anche dato delle modificazioni delle nostre proprio strutture cerebrali. Per esempio c'è uno studio che si chiama Your Brain on Google. Hanno fatto degli studi utilizzando una risonanza magnetica funzionale che vede anche il metabolismo cerebrale. Basta stare 1 ora al giorno per 5 giorni su Google, quindi credo che più o meno ci caschiamo dentro tutti, e si vede come si sviluppano delle aree cerebrali a danno di altre. È un problema questo? È un problema nella misura di quanto noi usiamo solo quella modalità di conoscenza e non ne usiamo un'altra. Jane Twenge, che è una psicologa americana, ha fatto degli studi sulla generazione di adolescenti americani che passano dal college all'università e ha visto che i rank di entrata all'università sono calati moltissimo negli ultimi anni. Questo perché lei dà la sua spiegazione, che non è detto che sia assolutamente quella giusta, ma i ragazzi, e credo che questo vale anche per me, leggiamo molto meno, quindi le percentuali di capacità di rimanere con un libro in mano sono molto diminuite perché ci annoiamo. Quando noi leggiamo, se voi vedete dei video che fanno vedere come il cervello risponde alla lettura, vedete che c'è un ordine nella lettura del libro che va da sinistra a destra, ok? E quando invece noi usiamo gli smartphone, leggiamo in maniera molto disconnessa e focalizziamo l'attenzione in alto a destra per 20-30 secondi, massimo 2 minuti, quindi la nostra capacità attentiva è molto più bassa. Vi dico, mi hanno detto che avete un sacco di domande per cui io devo andare un po' più veloce, però vi dico 2 cose interessanti. Una, che quando vi dicevo all'inizio che le dipendenze diciamo comportamentali hanno molto a che fare con le dipendenze da sostanze, per esempio esistono le crisi d'astinenza nel gioco d'azzardo, ma anche nella mancanza dell'uso della tecnologia. Per esempio, avete mai sentito parlare della sindrome della vibrazione fantasma? Cioè nel senso che quando non abbiamo il cellulare vicino, innanzitutto viviamo una sensazione di vuoto. Il cellulare viene anche chiamato dudu alle volte, nel senso che è l'ultimo oggetto che la maggior parte delle volte tocchiamo prima di andare a letto e la prima cosa che tocchiamo quando ci svegliamo, come i bambini che hanno l'orsacchiotto e lo tengono nel loro lettino per rassicurarsi e quando si svegliano alla mattina ce l'hanno. Sembra una cosa un po' ridicola, ma in realtà se ci pensate, almeno per me è così. Io la sera metto la sveglia, quindi l'ultima cosa, una volta davo una carezza a mio marito, adesso invece la do al cellulare. È vero. Poveraccio. E la prima cosa che tocco la mattina è di nuovo il cellulare perché spengo la sveglia. Quindi noi andiamo incontro a crisi di astinenza se stiamo col cellulare più lontano di 20 centimetri. Hanno fatto degli studi per vedere come la capacità di concentrazione, io insisto molto con i miei figli, ma chiaramente non mi ascoltano, credo che neanche voi lo farete, sul fatto di, per esempio, studiare col cellulare vicino o meno. Cioè se voi spegnete il cellulare e dite vabbè è spento, non vibra, così siete molto più sconcentrati che non avere il cellulare in un'altra stanza, proprio perché la presenza del cellulare attiva quei neurotrasmettitori di cui vi ho parlato prima, la dopamina, la noradrenalina, per cui ogni tanto avete la sensazione che il telefono vibri o che vi sia arrivato un messaggio anche se questo non è successo, quindi la vostra capacità di attenzione, di concentrazione e di apprendimento è molto diminuita. Allora, io non so, io avrei ancora cose da dire o anche dei video da far vedere, però ditemi voi un video. Allora, vediamo cosa vi faccio vedere. Allora, fatemi pensare. Allora, ve ne faccio vedere uno che mi fa un sacco ridere, cioè ridere, insomma, a me piace, e nel senso che va un po' in questa ottica dell'astinenza, cioè vediamo il video poi vi dico cosa. Questo l'hanno fatto vedere la sera del Super Bowl, sapete che in America insomma il Super Bowl è una cosa ben importante e devo dire che chi poi fa questo tipo di video, che sono soprattutto case di videogiochi, PlayStation, Xbox, fanno dei video meravigliosi, la sanno più lunga di noi. Vai pure. Absolute chaos. We've got
blizzards in Africa. We've got tsunamis in Paris and the whole thing's been With over 100% more battery. Ok, allora penso che l'inglese lo sapete tutti, però fondamentalmente quando ci finisce la carica del telefono, questa è una pubblicità neanche di un telefono ma di una power bank, solo Dio sa quello che succede, cioè noi non siamo più in grado di capire cosa succede nel mondo se non è filtrato da uno schermo, e non è molto lontano dalla realtà, perché se pensate a quello che vi ho detto prima, cioè non so se vi è mai capitato di andare a scuola, non so se potete portarvi il cellulare a scuola, però insomma a me capita alle volte di partire da casa senza cellulare e qualche volta sono tornata indietro a prenderlo, poi se mi viene la ragione dico vabbè, cosa succederà, cioè vivranno anche se non mi trovano, però faccio fatica e la mia testa è molto legata al fatto che non sono connessa, che non sono rintracciabile. Allora io avrei altre 2 o 3 cose da dire, ma penso che se ci sono delle domande posso anche integrare le cose che ancora ho da dire con le domande, così non vi distruggo perché non avete ancora fatto pausa, quindi la capacità di concentrazione diminuisce dopo 50 minuti, quindi siete stati bravissimi a stare attenti fino adesso, quindi un applauso a sti ragazzi. Vai. Ok, allora lei ha detto che se si provano sostanze, quando poi si smette si possono comunque eliminare i danni causati al cervello, ma fino a che punto esattamente si può arrivare per poi tornare indietro eliminando esattamente tutti questi danni causati dalle sostanze? Domandone, non lo sappiamo bene, nel senso che allora, se parliamo di patologia, io vi devo dire una cosa triste, che le dipendenze patologiche sono malattie croniche. Ok, quindi croniche recidivanti. Cosa vuol dire? Che quando io incontro una persona che ha una patologia da dipendenza, molto probabilmente quella persona starà con me mediamente tanti anni, invecchieremo insieme. E avrà dei momenti che starà meglio, dei momenti che tenderà a ricadere. Allora, dipende dal tempo con cui è stato in contatto con una certa sostanza e un comportamento disfunzionale. Dipende da fattori di vulnerabilità biologica, dipende dalla familiarità, dipende dall'ambiente sociale in cui vede quella persona. Allora vi dico una cosa che vi avrei detto alla fine, ma ve la dico adesso, cioè quali sono i fattori protettivi e predisponenti. Noi abbiamo quindi una vulnerabilità genetica. Noi stiamo facendo uno studio nel dipartimento dove lavoro di utilizzo ad esempio della realtà virtuale nei giocatori d'azzardo, gli facciamo vedere dei video con l'Oculus, quindi a 360 gradi, e gli misuriamo il battito cardiaco, il movimento oculare per vedere se utilizziamo l'intelligenza artificiale, quindi con dei meccanismi di machine learning, e mi collego alla domanda che aveva fatto prima un ragazzo, cioè per fortuna che abbiamo questa tecnologia che ci aiuta anche a fare degli studi e a migliorare. E cerchiamo di fare uno studio di previsione, quindi magari tu non hai un problema di gioco, non ti passa neanche per la testa, ti faccio utilizzare questa tecnologia e ti dico guarda che tu se ti metti a giocare e hai la sfortuna di vincere magari 100 euro puoi diventare un giocatore d'azzardo perché lì ti parte, quindi andiamo a fare uno studio di prevenzione. Quindi diciamo che quello che noi usiamo è un modello, si chiama biopsicosociale, dove ci sono diversi fattori protettivi e sappiate che nel vostro caso il primo fattore protettivo è il gruppo dei pari, sono gli amici che voi vi scegliete. Se c'è un gruppo in cui c'è un'alta disapprovazione di un certo comportamento, facciamo ad esempio l'uso di alcol, se il 90% del gruppo che voi frequentate ha una disapprovazione, le persone che useranno alcol sono intorno al 17%, ma se nel vostro gruppo c'è un'altra approvazione di un comportamento disfunzionale, intorno mettiamo il 50%, la probabilità che tu beva sale al 57%, quindi gli amici, l'ambiente che voi scegliete è uno dei primi fattori protettivi per non sviluppare patologie. Non so se ti ho risposto. Sì, grazie. Ok, e ci sarebbe un'altra domanda. Cosa ne pensa dei minorenni che accedono sempre prima a tutte queste dipendenze e in qualche modo come si può evitare? Sono
capito, i minorenni che accedono. Cosa ne pensa dei minorenni che accedono sempre prima, precocemente, a queste dipendenze? Allora, diciamo che accedono sempre prima, non so perché purtroppo nei nostri ambulatori vediamo troppo tardi le persone che hanno bisogno. Mediamente c'è un ritardo di 7 anni, quindi ti ho detto che è una patologia cronica. Quando uno comincia a avere problemi, tendenzialmente non è come avere una cardiopatia o il diabete, avere una dipendenza. C'è anche il tema del giudizio, della vergogna, per cui molto spesso si tende a non chiedere aiuto se non troppo tardi, quando le cose sono andate troppo avanti e quando magari i danni anche a livello di tipo neurologico si sono un po' più evidenziati. Quello che possiamo fare è, come oggi, no? Parlarne, far conoscere e dare degli strumenti di cura, cioè voi siete le prime persone che devono avere cura del proprio cervello, quindi io voglio dire, non possiamo, adesso facendo un discorso, ritornando a quello che dicevo prima, uscire dal tema della tecnologia, non dobbiamo tornare nelle caverne, non è che i primitivi erano meglio di noi, io per prima voglio usare la tecnologia, però dipende come noi la utilizziamo e soprattutto dobbiamo sempre avere uno spirito critico, cioè dobbiamo stare attenti a quello che usiamo, il tempo e avere cura del nostro cervello. Grazie mille. Finito? A posto? Ok. Fermi là, che vi do almeno l'annuncio della pausa, perché sennò così non ve lo godete neanche. Aspettate ancora un istante, perché c'è un'ultima domanda di Tobias per la dottoressa Camporese. No, c'è ancora una domanda e poi vi do le informazioni per la ricreazione. Quindi mi associo ai complimenti della dottoressa per la vostra capacità di attenzione. Ancora un piccolo sforzo. Domanda veloce di Tobias, risposta veloce della dottoressa. No, sì, volevo chiedere se, allora, lei ha trattato delle sostanze come la cocaina, comunque come altre sostanze, e poi anche quella degli schermi, e volevo chiederle se secondo lei, secondo i suoi colleghi, altri esperti, in futuro la dipendenza dagli schermi, quindi dai dispositivi elettronici, potrà essere comparabile a quella dalle sostanze come la cocaina, appunto, se non si arriverà mai a quel punto là. Cioè, ci siamo, un po' quello che dicevo prima, cioè tutto il tema dell'internet disorder è un passo da diventare vera e propria patologia, quindi dipende sempre come noi utilizziamo e come noi decidiamo di affrontare questo tipo di problematiche. Noi viviamo in un mondo in cui siamo ipertecnologizzati e dobbiamo usarlo bene. Poi c'è il tema, che abbiate proprio pazienza, l'ultima cosa, che possiamo usarla bene questa tecnologia, per esempio il tema della gamification, cioè di usare tutto quello che è un po' il comportamento disfunzionale, ad esempio del gioco d'azzardo, dei videogiochi per l'apprendimento, è fondamentale. Per esempio, avete visto la pubblicità di Meta? Ce l'ho qui, però non vorrei ucciderli, lasciamogliela, guardatevela. È la pubblicità di Meta su come si può imparare in maniera diversa, quindi come tu puoi vedere una meiosi dal vivo, come tu puoi partecipare a un discorso di Giulio Cesare come studente dal vivo. Credo che arriveremo a questa forma di apprendimento, e eccola qua, è questa qui, e credo che questo sia molto utile e che sia buono anche. L'importante è non fermarsi e avere sempre un cervello acceso. 3 applausi, uno per voi e per la vostra concentrazione. Uno per la dottoressa Arianna Camporese, che vi ha portato molti stimoli. Il terzo per la ricreazione. 10 minuti e ci rivediamo qui.
prova.
Eccoci ritornati, siamo nell'aula magna del campus San Giuseppe che ringraziamo per l'ospitalità. Ugualmente la giornata della salute mentale è organizzata da Psiche 2000 in collaborazione col liceo di Scienze Umane Marcantonio Flaminio di Vittorio Veneto. Riprendiamo con il nostro programma dopo la pausa e quindi lascio la parola a Tobias per la presentazione del terzo e ultimo esperto che farà l'intervento questa mattina. Tobias. Grazie mille. Esattamente, allora questo sarà l'ultimo incontro, l'ultimo contributo della giornata che si intitola Nutrire la mente, esplorare il legame tra salute mentale e alimentazione. Questo contributo ci verrà fornito dal professor Leonardo Mendolicchio che è uno psichiatra, uno psicoterapeuta esperto nei disturbi del comportamento alimentare come per esempio obesità, anoressia e bulimia. Lui è il datore del progetto Food for Mind per la diffusione di una metodologia di cura inclusiva e innovativa, autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali, ospite fisso della trasmissione di La 7 Piazza Pulita. Il professor Mendolicchio è stato anche consulente scientifico per la docuserie Fame d'amore di Rai 3. Un applauso per lui che avremo, eccolo qui, da remoto. Grazie Tobias, grazie professore Mendolicchio, come vedete è in videocollegamento, però anche a lui potrete rivolgere le vostre domande, quindi c'è già un gruppo di lavoro di studenti e studentesse che prenderanno degli appunti e tutte le persone in sala poi sono invitate anche a intervenire. Grazie professore, benvenuto, ben trovato, a lei la parola. Ecco, stiamo controllando con il professore che ci sia il collegamento, forse è saltato, noi lo sentiamo, adesso forse lo vediamo? Lo vediamo anche. Professore, lei ci vede, ci sente? Purtroppo non sento l'audio, perdonatemi, lo sto vedendo. Allora gli scriviamo via Zoom che può cominciare se vuole lo speech. Come si chiama questo? Voi mi sentite? Sì, sentiamo. Ci vede? Lui ci vede, Federico? Voi mi sentite? Sì. Io non ho il ritorno audio, sto cercando di capire come risolvere. Se mi date un secondo. Allora, noi la sentiamo e la vediamo. Può cominciare. La sedia si sente. Vabbè, io non sentirò, poi magari mi scrivete le domande sulla chat, evitiamo appunto che si perdano ulteriori tempi preziosi alla possibilità di incontrarci. Io ringrazio gli organizzatori di questa bellissima giornata e sono contento di parlare ai giovani in una giornata molto importante che è la giornata mondiale della salute mentale, che è un tema che spesso noi sottovalutiamo. In realtà noi siamo figli di una cultura, parlo per me che ho più di 40 anni, dove siamo cresciuti, dove appunto il mantra era non c'è benessere se non c'è benessere psicologico, se non c'è benessere psichico. Poi ci siamo un po' dimenticati di quanto potesse essere importante questa cosa, ovvero immaginare di star bene non perché siamo possessori di un corpo che funziona bene, che è sano, che non ha malattie, ma il benessere come sintesi tra un equilibrio appunto di un corpo che deve funzionare sempre al meglio possibile, non deve essere oggetto di malattie, di disturbi, che ospita, come dire, una sfera psichica. Poi magari su questo, come dire, entreremo nel merito nel capire che cos'è la psiche, che deve essere altrettanto curata e trattata per far sì che appunto ogni essere umano possa stare in una condizione di benessere. Voi siete giovani e per fortuna o per sfortuna non avete vissuto tutta una serie di dibattiti che ci sono stati su quanto è importante invece stare bene dal punto di vista psicologico.
perché appunto se il corpo ha le sue regole che noi impariamo a conoscere per cercare di tenere una condizione di equilibrio e il corpo si ripara anche abbastanza bene, abbiamo tantissimi strumenti per fare in modo che appunto il corpo possa stare in una condizione di benessere e di equilibrio, se pensiamo a tutti i progressi che la scienza medica ha fatto negli ultimi anni, non possiamo dire della stessa cosa rispetto alla psiche. Avere un'anima, una psiche, avere la parte più profonda di noi stessi in benessere non è una cosa così semplice come lo è per il corpo. E già questo è il primo punto su cui vorrei che voi iniziaste un po' a riflettere. Abbiamo una responsabilità in più, proprio perché, come dire, gli strumenti che noi utilizziamo per curare nell'accezione più ampia del termine, il benessere della nostra psiche, sono strumenti molto più sottili. Okay? Mentre noi utilizziamo medicine, bisturi, tecniche robotiche, farmaci, genetica, vaccini per curare il nostro corpo, non abbiamo tutta questa possibilità di arnesi per curare la nostra psiche, ma curare la nostra psiche vuol dire stare bene. E ora mi piacerà, in questi minuti che ci permettono di condividere questo tipo di riflessioni, dirvi quali sono gli strumenti che noi dobbiamo adottare e utilizzare per far sì che la nostra psiche stia bene, perché l'obiettivo e l'augurio che noi dobbiamo perseguire in una giornata importante come questa è che, se è vero che dobbiamo curare il nostro corpo, dobbiamo prenderci anche cura della nostra anima. Il termine psiche deriva da un termine greco, psiche, che ha a che fare con una visione dell'anima come respiro vitale. Da questo deriva il termine psiche. Questo ci fa già capire come in realtà il nostro benessere deve partire dalla capacità di saper, come dire, interagire con qualcosa del mondo, questo respiro vitale che entra dentro di noi e ci nutre. E questo è un primo grande passaggio. Se voi ragazzi volete curare la vostra psiche, volete porre attenzione a questo respiro vitale che entra nella vostra esistenza, dovete capire che c'è qualcosa del mondo esterno che deve poter entrare dentro di voi e nutrirvi, e nutrire la vostra anima. E questo è già il primo punto fondamentale. Per curare la psiche di ognuno di noi, voi dovete imparare a scegliere di cosa nutrirvi dal punto di vista dell'esperienza. Noi tutti viviamo in un mondo che ci offre tantissimi stimoli, nel vostro mondo ancora di più, perché voi siete assolutamente bombardati di informazioni attraverso gli strumenti tecnologici che governate tutti i giorni, lo smartphone, i tablet, i computer, avete tantissime canali di informazione e voi dovete, per curare la vostra psiche, per nutrire il vostro mondo interiore, utilizzare e imparare a utilizzare la possibilità di discernere le informazioni, gli stimoli che vi arrivano dal mondo esterno e capire ciò che vi è utile da ciò che non lo è. Oggi noi, e lo dicono molti sociologi, viviamo in un tempo dove la quantità di informazioni è sovradimensionata rispetto alla capacità che la nostra mente ha di filtrare le informazioni stesse. E se noi dobbiamo imparare a nutrire la nostra mente, a nutrire il nostro benessere psicologico, la prima grande operazione che dovete imparare a fare, che dobbiamo imparare a fare, è filtrare le informazioni che sono davvero nutrienti, utili alla nostra crescita, al nostro equilibrio psicologico. Voi non dovete essere fruitori passivi di uno tsunami di informazioni che vi transitano attraverso i social, attraverso i canali di comunicazione, attraverso appunto tutti gli strumenti di informazione che siete abituati a utilizzare. Dovete iniziare a immaginarvi come entrare in un famoso importante ristorante dove c'è una quantità di piatti e di pietanze molto succulente e voi dovete imparare ad aprire il menù e scegliere ciò che vi piace, ciò che è utile, ciò che vi serve mangiare in quella circostanza. Quando aprite il vostro smartphone e guardate i profili sui vostri social network, su Instagram, su TikTok, non dovete essere menti passive che scrollano una serie di immagini, ma dovete scegliere le informazioni, le immagini, i profili e i contenuti che sono quelli che vi servono, che sono quelli che nutrono
il vostro bisogno di esperienza. Voi avete un'età, come dire, che si deve fondare la sua esistenza nel mondo proprio con la curiosità della conoscenza, ma della conoscenza delle cose che vi piacciono e della conoscenza delle cose che vi servono. Immagino che molti di voi si staranno interrogando su quale percorso professionale dovranno intraprendere da qui ai prossimi anni, scegliere i percorsi di studi. Ecco, nel mare di informazioni che vi arrivano, iniziate a interrogarvi quali sono le cose che vi affascinano dal punto di vista della conoscenza. Cercate quelle per nutrire la psiche, per, come dire, curare il benessere psicologico di uno di noi, filtrare la conoscenza, orientare la propria domanda di sapere, domare, gestire e governare gli strumenti che vi bombardano tutti i giorni di comunicazione è il primo grande passo. E questo è il primo grande, come dire, consiglio che cerco di darvi oggi nel immaginare che appunto stare bene vuol dire nutrire e curare la propria psiche grazie alla possibilità che voi impariate a scegliere quali sono gli stimoli esterni, le informazioni che il mondo vi può dare, di cui vi può dotare, con voi che non siete dei fruitori passivi, ma siete dei ragazzi e delle ragazze che invece si domandano quali sono le informazioni che vi servono e che gli servono per stare bene e quelle cercano e quelle interiorizzano. Altra cosa importante per nutrire la nostra psiche è che tutto quello che ci tocca, ci colpisce e ci penetra dal punto di vista dell'esperienza deve diventare materiale su quale si deve tornare a riflettere. Ecco, un grande rischio che io vedo oggi e che sento molto ai ragazzini che purtroppo incontro in qualità di terapeuta quando iniziano a soffrire è che spesso dimenticano quanto sia importante tornare sulle esperienze che fanno, tornare con la riflessione. Ecco, se da un lato bisogna filtrare le informazioni, acuire la possibilità di discernere, di scegliere che tipo di informazioni carpire dal mondo, l'altro grande consiglio che vi do per nutrire la vostra psiche, per prendersi cura della vostra psiche, per cui per stare in benessere, è quello di riflettere sulle cose che vi hanno colpito. Quando vi è capitato di leggere un libro, quando vi capita di leggere una poesia, quando vi capita di guardare un film, quando vi capita di andare a una mostra d'arte, quando vi capita di fare una chiacchierata con un amico, con un'amica, se ci sono delle parole, delle immagini, delle situazioni che vi colpiscono più di altre, dovete imparare, ragazzi, a tornare a riflettere su quelle parole, su quelle immagini, su quelle situazioni, perché se qualcosa vi tocca più di altre è perché quella particolare parola